Amici sportivi degli amici kart del Triveneto, benvenuti in un nuovo appuntamento di questo campionato 2023 degli amici del kart del Triveneto. Siamo in quelle di Chioggia Kart e finalmente torniamo nel bellissimo Triveneto. In questo caso siamo in provincia di Venezia, nel circuito di Chioggia Kart. Finalmente abbiamo il bel tempo, come potete vedere dalle immagini, dopo 2 gare di pioggia davvero molto pesanti. Ma a commentare questo Gran Premio numero 5 del campionato 2023 degli amici kart del Trevino ci sarà Luca Malaspina, ovvero il sottoscritto, e poi il nostro Matteo. Ciao Matteo! Ciao a tutti! Allora Matteo, dai, dopo 2 gare sul bagnato finalmente ci siamo, stiamo qui a commentare un bel appuntamento sull'asciutto. Una delle giornate più belle di questo anno, chiamiamolo così, dei go-kart, perché sicuramente le condizioni della pista sono ottimali per provare a effettuare sorpassi anche al limite, cosa che negli ultimi 2 GP non hanno potuto fare i protagonisti. Assolutamente sì, concordo, perché sul bagnato è molto più difficile guidare, mentre invece sull'asciutto è un po' più easy e le traiettorie sono molto variegate. Però andiamo subito alla prima categoria di giornata, Matteo, col commentare la categoria del bronzo 3 con la pole position fatta segnare da Alex G22 in 38.791. Ad affiancarlo sarà Alex 07. Poi abbiamo in seconda fila Jocolle con Ludo FRZ. Poi abbiamo Mystic con Cive, Iaco 46 e Ribbe. Poi abbiamo Ricky con la 21 e poi abbiamo Zampieri e Legione a chiudere la griglia di partenza. Soltanto 12 piloti alla partenza della categoria bronzo 3, ma anche, vi diciamo, nelle altre categorie i piloti in griglia saranno molto pochi, devo essere molto sincero, ma è partita la categoria bronzo 3 con Alex G che parte molto bene in curva 1 e tiene salda la sua prima posizione. Come potremo vedere poi nel corso di questo appuntamento del Chioggia Kart, il circuito è molto tecnico, c'è soltanto una zona in cui si va dritti, una zona di rettilineo tra curva 11 e curva 12. Non è un circuito lunghissimo quello del Chioggia Kart, parliamo di 650 metri di lunghezza. Ci sono ben 3 configurazioni e in questo weekend di gara gli amici kart del Triveneto hanno scelto la configurazione fast track, quindi si va davvero letteralmente veloci in questo caso. Però insomma una grande partenza di Alex G con Ludo FRZ che sale in seconda posizione. Hanno già completato il primo giro, quindi potete capire bene che il giro singolo è molto corto. Parliamo appunto di 38 secondi e di meno di 39 secondi, appunto, che basta la pole position Alex G22. Matteo, tu preferisci questa configurazione oppure tu solitamente preferisci guidare in circuiti un po' più lunghetti? Questa configurazione più veloce può rendere anche i protagonisti molto più accesi nelle lotte, perché comunque sanno di avere, tra virgolette, poco tempo, anche se poi è vero che la pista è più corta, ma ci saranno anche più giri per gara, quindi c'è tempo per sorpassare. Sì, assolutamente, come potete vedere dalla grafica in alto a destra, i giri sono 26, quelli che i nostri amici della categoria bronzo 3 dovranno percorrere nel circuito di Chioggia Kart. Ricordiamo configurazione fast track. Nel frattempo vediamo Jack 46 che purtroppo è abbastanza attardato. Forse non abbiamo visto un lungo proprio nelle primissime fasi di gara, però siamo già al giro 3, Matteo, con Alex G al comando. A tallonarlo Ludo FRZ e Jocolle, con Cive in quarta posizione, Rush in quinta, Alex 07 in sesta. Per completare la top 10 troviamo Zampieri che ha sorpassato Legione del team Asturbo, con Alex G che continua a condurre la corsa, ma Ludo FRZ e Jocolle lo stanno tallonando, e quindi possiamo vivere forse un bel duello. Oh, finalmente davvero possiamo vivere davvero una bella giornata, Matteo. L'hai detto prima, correre sull'asciutto è davvero molto favorevole. Le traiettorie possono essere molteplici, certo, ovviamente in questo caso fare la traiettoria interna vicino al cordolo o anche sopra il cordolo è molto più favorevole,
molto più veloce da fare rispetto a magari a fare le curve larghe dal cordolo. Però questo circuito è molto tecnico, come dicevo prima, Matteo e amici del kart del Triveneto, c'è soltanto una zona di rettilineo tra curva 11 e curva 12, poi c'è un destra-sinistra nel finale, e lì potremo forse vedere degli attacchi nel finale, Matteo. Sì, ci sono diverse traiettorie in realtà in questo circuito dove possiamo trovare dei sorpassi interessanti. Ricordiamo che questa stagione probabilmente questo è il circuito più veloce, diciamo, più corto che abbiamo vissuto in questi primi cinque. Sicuramente saranno delle battaglie interessanti in questo bronzo 3 perché abbiamo visto subito dei trittici interessanti, tutti tris con Jack 46 che sta avendo qualche problema di troppo, infatti è ultimo ed è molto lontano dai due che lo precedono, però si aspetta una gara interessante da qui ai prossimi 20 giri rimanenti. Eh sì, perché si stanno creando dei gruppetti da 3 con Ludo FRZ che tenta l'attacco all'interno e riesce, però forse Alex G riesce a replicare, gran bella replica di Alex G all'interno, e quindi ha difeso molto bene la sua prima posizione, però già abbiamo visto il primo attacco in questa gara nella leadership, forse ha terminato un pochino largo Ludo FRZ che Giocolle ci prova, ma forse ha resistito all'interno Ludo FRZ. E quindi già viviamo le prime battaglie nelle posizioni di vertice, nelle posizioni che contano in questo Gran Premio della categoria Bronzo 3, con Alex G che mantiene la leadership della corsa su Ludo FRZ e Giocolle, mentre invece il quarto regna abbastanza in solitaria, anche se comunque Alex07 ha tentato il sorpasso all'interno su Rush, ma alla fine non ha completato il sorpasso. Però i primi tre, Matteo, stanno girando davvero molto forte, stanno creando un bel gap importante sul quarto, il quinto e il sesto. Però ciò che sorprende è anche i tre dietro, perché comunque non c'è tantissimo distacco. I tre dietro stanno girando su tempi interessanti, soprattutto secondo me stanno adottando anche una strategia di provare a non battagliare per raggiungere quelli davanti, mentre Ludo FRZ non ha intenzione di mollare su Alex G. No, assolutamente sì. Infatti abbiamo anche visto una traiettoria leggermente più esterna del previsto per tentare poi un sorpasso con una modalità di sorpasso anche particolare, ma poi non l'ha completato. Però dicevi bene, Matteo, stanno girando su tempi importanti, perché comunque stanno girando intorno al 39.8 al 40.1 fra Giocolle, Alex G 22 e Ludo FRZ, e stanno creando un gap, non dico importante, su Cive e il suo gruppetto comprendente Rush e Alex07, però comunque il gap si fa sentire. Nel frattempo Rib è passato davanti a Kiki per la battaglia per la settima posizione, però appunto Alex G sta tenendo botta, non sta certo demeritando la sua prima posizione in questo momento. Nel frattempo siamo quasi per chiudere metà gara, manca ancora poco, però ve lo dicevamo prima, ragazzi, i giri sono molto corti, e adesso però forse Giocolle sta forse un poco staccando, oppure mantiene la corda. No, mantiene la corda, e quindi non si sta per niente staccando. Matteo, ma vediamo davvero i gruppi molto staccati tra di loro, nel senso che Cive comunque non riesce a fare il ritmo quel tanto che basta per recuperare sui primi tre. Attualmente è sicuro su Rush e Alex07, però non riesce a essere così incisivo per recuperare tempo sui primi tre. Sì, fanno fatica dietro, ma attenzione perché ora Ludo ci può provare. Ludo FRZ è lì proprio attaccatissimo, incollato, francobollato sul kart di Alex G, e quindi adesso Alex G è nella massima pressione, deve difendersi molto bene per non farsi attaccare da Ludo FRZ, ma anche da Giocolle, che magari può approfittare delle scaramucce tra Alex G e Ludo FRZ per passare poi in testa, imprimere il ritmo e
eventualmente andarsene via. Però appunto, Matteo, dicevamo prima, accennavamo prima che il quarto classificato, che è sempre Alex, anzi Cive, in questo momento non sta recuperando tempo perché i primi tre stanno imprimendo un passo importante. Intanto Rush ha tentato l'attacco su Alex07, che anzi Alex07, scusate, ha tentato l'attacco su Rush e forse ce l'ha fatta, ha fatto una gran bella staccata su quel tornantino, ha fatto avere una bella staccata e forse è passato in quinta posizione. Ora attendiamo il riscontro sulla fotocellula del traguardo. Tra l'altro, qualche giro fa Giocolle ha perso tantissimo da Ludo FRZ, poi ora ha recuperato, ma soprattutto sta studiando la situazione perché Ludo continua a provarci all'esterno, alle prime curve, però non trova spazio perché Alex G è molto bravo a difendere la posizione e a tenersi l'interno per poi uscire comunque anche abbastanza veloce. Sì, perché lui vuole fare un incrocio di traiettoria per avere più trazione e magari eventualmente, attenzione però, Giocolle passa in seconda posizione, ora forse c'è lì in fondo un attacco, vediamo quando compare, e compaiono bene perché Giocolle passa in testa, Alex G addirittura perde 2 posizioni e ora scende terzo, ma vedevo là in fondo Giocolle che passando Ludo FRZ comunque era andato molto bene con trazione e poteva addirittura scavalcare Alex G, che forse ha girato leggermente largo e ha perso anche la posizione su Ludo FRZ. Quindi la situazione di vertice è cambiata, nel senso che Giocolle è passato primo, Ludo FRZ è sempre lì in seconda posizione, mentre invece Alex G ha perso 2 posizioni e ora è terzo. E in questa battaglia Cive si è avvicinato parecchio e magari può anche lui aggiungersi alla festa insieme a Rush e Alex07. Luca, io avrei bisogno di rivederlo quello che è successo lì in fondo perché è stato incredibile. Giocolle si è inserito dal nulla, come stavo dicendo, stava studiando la situazione, stava cercando di capire i punti deboli degli avversari. E poi Alex G però si è fatto tra virgolette fregare perché è stato impegnato dal sorpasso di Giocolle, ma non si è accorto che Ludo FRZ sembrava avere anche lui qualcosina in più e si è inserito all'interno. No, esatto, infatti ha fatto una bella manovra, Giocolle, ha fatto davvero una bella manovra e forse Giocolle ha preso qualche decimo di vantaggio su Ludo FRZ e Alex G, attenzione, Giocolle, come accennavo poc'anzi, vuole tentare la fuga e quindi Ludo FRZ e Alex G adesso non devono troppo infastidirsi perché altrimenti possono perdere la coda di Giocolle, quindi ha una bella occasione Giocolle, ma anche il 2FZ e Alex G devono stare attenti a non farselo scappare. Nel frattempo Cive e Alex07 e Rush forse hanno guadagnato qualcosina su il secondo e il terzo classificato e quindi può davvero nascere una bella battaglia per il secondo, per il terzo posto, con addirittura ben 4-5 piloti a battagliarsi per la conquista del podio. In questo momento appunto Giocolle comanda la corsa quando mancano 8 giri al termine della categoria bronzo 3 al Chioggia Kart. Però adesso vediamo comunque le posizioni abbastanza cristallizzate, con Giocolle che ha qualche decimo di vantaggio nei confronti di Ludo FRZ su Alex G. Nel frattempo continua la battaglia comunque tra la quarta e la sesta posizione, con Cive, Alex07 e Rush che stanno dando spettacolo e stanno tenendo davvero un buon passo per non far rientrare poi gli altri kart. Però comunque Cive, se in qualche giro fa aveva guadagnato qualche decimo su i primi tre, però attenzione, cerca un sorpasso Alex07 su Cive e vediamo se ce la fa. Forse c'è riuscito Alex07 a scavalcare Cive e magari proverà lui a imprimere il ritmo necessario per raggiungere i primi tre. Matteo, A me sembra di capire che in questo momento quello più in difficoltà dei primi 5/6 mi sembra Alex G, perché sta perdendo veramente tantissimo dai primi due e soprattutto ora, oltre che a guardarsi davanti, deve guardarsi anche alle spalle, perché comunque Cive, Rush e Alex07 ci stanno provando a dare ritmo alla gara.
E infatti Rush ha scavalcato Alex07, come dicevamo poc'anzi, e quindi Shiva ha mantenuto la quarta posizione. Però hai ragione Matteo, perché Alex G sta perdendo qualche decimo al giro nei confronti di Ludo, FRZ e Giocolle, devo essere sincero. Quindi questo momento per Alex G forse è un momento un po' critico della corsa. Dopo essere stato in testa e aver conquistato anche la pole position, adesso forse sta perdendo contatto e quindi deve un po' rimontare qualche decimo in più per tornare a essere della battaglia per la conquista della vittoria e anche della seconda posizione. Nel frattempo Ludo FRZ comunque continua a tallonare Giocolle, lo continua a francobollare, non gli lascia neanche un respiro, neanche un metro di respiro a Giocolle, Ludo FRZ. Nel frattempo siamo quasi nei giri finali, siamo al completamento del 20° giro per iniziare il 21° con Giocolle in testa, Ludo FRZ secondo, Alex G in terza posizione un pochino staccato dai primi due, poi abbiamo Cive quarto, Rush quinto, poi abbiamo Alex07 in sesta posizione, quindi non come dice il suo nickname ma in questo caso in sesta posizione, e poi via via tutti gli altri abbastanza staccati, Rib in settima posizione. E poi aspettiamo l'aggiornamento della classifica con Kiki in ottava posizione. E appunto poi andando via via con Colla 21 in nona, Zampieri in decima posizione, Jack 46 che ha rimontato qualche secondo e ha scavalcato Legione per la 11ª posizione. Però intanto i primi tre sono tornati di nuovo insieme. Alex G ha di nuovo ricucito il distacco e adesso ha ripreso i primi due. Ha capito che non poteva abbassare il ritmo perché doveva stare attento anche dietro Alex G, e allora si è riaccesa la gara, ma soprattutto si è riaccesa la vittoria di bronzo 3. Eh sì, perché Giocolle adesso deve stare attento, perché adesso è lui che deve non cedere alla pressione, rimanere calmo, avere sangue freddo e tenere comunque la leadership. In questo giro però Giocolle ha guadagnato qualcosina su Ludo FRZ e Alex G, quindi attenzione, Alex G tenta la staccata e ce la fa, gran sorpasso, grande reazione di Alex G nei confronti di Ludo FRZ, grande reazione, quindi cambio di posizioni tra la seconda e la terza, con Alex G che sale in seconda posizione e Ludo FRZ che scende invece in terza, Matteo. Ludo diciamo che nella prima parte di circuito perde sempre qualcosina, ma secondo me qui non ha perso tanto da Giocolle, ma ha perso più da Alex G che ha riaccelerato il passo, e allora è arrivata una gran staccata di Alex G e sappiamo che lui ce l'ha nelle corde questo tipo di gareggiata, e quindi possiamo dire che ora Giocolle può stare un po' più tranquillo perché grazie a quel duello ha un po' riallungato, ma comunque mancano ancora un giro e mezzo, anzi. Sì, manca ormai due passaggi per il traguardo, con Giocolle che mantiene la leadership e ha guadagnato forse quel secondello necessario per poter essere tranquillo su Alex G e Ludo FRZ, con Cive che mantiene salda la sua quarta posizione da tutto il Gran Premio. Devo dire che Cive è stato molto bravo a mantenere costantemente la sua quarta posizione in ghiaccio, con Rush e Alex07 in quinta e in sesta posizione, che in questo momento non sembrano avere lo stesso ritmo nei confronti di Cive per poter insidiare appunto la quarta posizione del team VLF. E nel frattempo stiamo per vedere l'ultimo giro, anzi la bandiera scacchi con Giocolle primo, Alex G secondo al photo finish con Ludo FRZ, Cive quarto, Rush quinto e Alex07 in sesta posizione. Vi dico solo che i primi 6 sono distanziati di 6 secondi e 2, gli altri addirittura oltre i 20 secondi in un circuito in cui si gira in 38, 39, 40 secondi. È davvero un distacco importante, Matteo. Sì, ha girato su tempi importanti, magari avrebbero girato anche più veloce se non ci fossero stati i nostri amati sorpassi, ma devo dire che l'unico che non ha avuto
grandi problemi di nessun tipo è sicuramente Cive, che è stato quarto dall'inizio alla fine senza particolari problemi, perché sia davanti che dietro comunque qualche problemino a livello di sorpassi o di duelli lo hanno avuto anche a livello di passo, quindi devo dire che Cive ha fatto la sua onesta gara. Sì, perché poi tra l'altro Alex G ha stabilito il tempo più veloce nelle qualifiche e gli vale anche come miglior tempo della settimana nel circuito di Chioggia Kart, quindi cioè comunque LG ha fatto comunque una buona gara nonostante appunto sia partito dalla pole ed è arrivato secondo perché Giocolle ha vinto il Gran Premio con davanti ad Alex G, poi Ludo FRZ e poi via via tutti gli altri ragazzi. Quindi Matteo, una bella gara per quanto riguarda la categoria bronzo 3. Se il buongiorno si vede dal mattino, devo dire che oggi abbiamo assistito subito a un'ottima gara di partenza. Mi aspetto grandi cose in futuro. E quindi eccoci qua con la categoria bronzo 2, sempre per quanto riguarda il quinto appuntamento di Amici Kart del Triveno del campionato 2023, con la pole position conquistata da AC57 in 38.687 ad affiancare sarà Paolino 708, seconda fila Eric Puddu, terza fila Tarato Bialbero Camme e poi abbiamo la Fresca e Desta 04, poi abbiamo 8 e Leo Perry e a chiudere la griglia Krishan e René. Anche in questo caso ben 12 piloti compongono la griglia di partenza nella categoria bronzo 2. Ma ormai ci siamo, manca pochissimo alla partenza. Nella categoria bronzo 2, 27 giri da percorrere, via! Partiti! Con AC57 che mantiene la testa della corsa dopo la prima curva e Paolino 708 che invece è costretto a battagliare per la seconda posizione, che forse è riuscito a mantenerla. Nel frattempo AC57 mantiene la prima posizione senza particolari problemi, anche nelle retrovie non ci sono stati contatti in questo momento, quindi tutti proseguono normalmente e non ci sono stati quindi dei contatti come nella categoria precedente che abbiamo visto poc'anzi. E a C57 sta già volando letteralmente, sta già staccando tutti gli avversari e passa così dopo il primo giro in testa alla corsa con Eric che passa e va in seconda posizione, ma sono lì in tre, non ci stanno in tre e c'è il contatto infatti leggero. Poi vediamo sul transito del traguardo chi passa in seconda, in terza, in quarta posizione, ma lì Matteo erano davvero letteralmente in tre e lì davvero non si può passare in tre in quella curva 2. È successo di tutto in pochi secondi, perché da che sembrava che fossero allineati in fila indiana si sono tipo aperti a ventaglio. Addirittura in un momento sembravano essere addirittura in quattro, uno di fianco all'altro, poi sono rimasti in tre e poi non è rimasto quasi più nessuno, perché poi uno che non ho capito bene chi fosse stato ha perso tantissimo col contatto Ed è e stato sono Paolino passati 708, Paolino 708 ha perso tante posizioni e ora è sceso in sesta posizione con un Pud che è salito in seconda, Eric è sceso in terza, Tarato salito in quarta posizione, Desta 4 in quinta posizione. Ma davvero è stato davvero troppo bello quel momento in cui tutti e tre i piloti erano aperti a ventaglio in curva 2. Nel frattempo AC57 saluta la compagnia, se ne va, può anche concedersi il lusso di rallentare perché gli altri dietro stanno battagliando tra di loro e quindi AC57 è pronto a fare una gara in solitaria in questa categoria bronzo 2. Notate che i giri non sono 26 ma sono 27, quindi i piloti della bronzo 2 dovranno percorrere un giro in più rispetto ai loro colleghi della bronzo 3 e quindi questo può incidere, Matteo, oppure no? È solo più divertimento. No, non credo che inciderà più di tanto su questa gara, perché alla fine la differenza rispetto alla batteria precedente è che
i primi due sono praticamente scappati, contato il distacco tra il primo e il secondo, ma anche tra il secondo e il terzo sta venendo fuori un distacco importante. Ora poi dalla terza posizione in poi diventa interessante perché sono tutti lì. Essi sono tutti attaccati, infatti Paolino 708 ha recuperato una posizione ed è salito in quinta posizione con Desta 4 che invece è sceso in sesta posizione. Nel frattempo C57 passa sul traguardo e ha tipo una sorta come 2-3 secondi di vantaggio su Pudo, che a sua volta ha creato un gap importante su Eric e tutti gli altri. Nel frattempo Talato è sceso in sesta posizione e anche Barbiro Camme è sceso in ottava come la fresca, mentre invece Leo Perry è salito in settima posizione, quindi battaglie molto interessanti a centro gruppo, mentre invece i primi tre stanno andando via, stanno prendendo il largo, e per gli altri non c'è molto, attenzione, testa coda, c'è un testa coda a centro gruppo. E lo dicevo poc'anzi che c'erano delle belle battaglie a centrogruppo e i contatti sono inevitabili, Matteo. Sì, già hanno preteso troppo nei primi giri con con tre piloti che hanno provato ad andare insieme nella stessa curva. Qui addirittura c'era un miscuglio tra 4 o 5 piloti. Alla fine qualcuno ci ha, tra virgolette, lasciato le penne. Talato ci ha lasciato le penne, anche René è stato forse un po' danneggiato dal contatto. E quindi peccato, e quindi una gara un po' compromessa quella di Talato e di René, mentre invece gara non compromessa è quella di AC57, che sta letteralmente dominando questo Gran Premio con punti in seconda posizione, che sta tentando in tutti i modi di ricucire il gap, ma il passo di AC57 è davvero spaventoso, sta girando continuamente sul passo del 38 alto, 39 basso, mentre gli altri girano costantemente in 39 basso e in 39 e mezzo, quindi cioè, capite bene anche che il passo gara di AC57 fino adesso è stato un passo gara letteralmente importante. E anche Eric sta... Concedimi una battuta perché calza a pennello in questi casi. A C57 sta già gareggiando bronzo 1 mentre gli altri sono ancora in bronzo 2. Sì, esatto, Vico, hai fatto bene a interrompermi perché letteralmente C57 sta facendo un altro mestiere nei confronti di tutti gli altri della griglia. Nel frattempo Paolino 708 ha passato Eric, che non abbiamo visto il sorpasso, e quindi riconquista di nuovo il posto sul podio in terza posizione. Però sicuramente Eric non si farà sorprendere ancora e tenterà di nuovo il controsorpasso per riasciuffare così la posizione sul gradino più basso del podio. Nel frattempo a C57 completa un altro giro, Pudo rimane saldamente in seconda posizione. Lo potete vedere da queste immagini, il gap che si è creato tra i primi due rispetto agli altri piloti. E poi abbiamo una bella battaglia centrogruppo tra Otto e La Fresca, rispettivamente in ottava e in nona posizione, con René che ha rimontato una posizione, ha sorpassato Krishan per la decima posizione, così chiudendo la top 10, mentre invece Talato rimane in ultima posizione, ancora condizionato da quel contatto a centrogruppo che abbiamo visto qualche giro fa. Nel frattempo sta completando il giro numero 10 con la C57 ancora in testa, che probabilmente, salvo errori clamorosi, non perderà per tutto il resto della gara. Spero di non buffargli, devo essere molto sincero. Puddu che sale in seconda posizione, Paolino 708 in terza, mentre invece Eric ancora in quarta posizione come Testa 4 in quinta posizione. Questa attualmente è la top 5 di questo quinto appuntamento al Chioggia Kart degli amici kart del Triveneto, del campionato di quest'anno del 2023. Però Matteo, stiamo vedendo davvero delle belle battaglie su questo circuito, e nel frattempo vedo Talato che ha tentato il sorpasso per la penultima posizione. Sì, ovviamente noi ci concentreremo dalla seconda posizione in poi perché il primo Ma io direi anche dalla ormai terza. è Direi anche dalla diventato terza. scontato. Non vorrei portargli sfortuna, ma non credo che avrà chissà quali problemi da qui alle fine, mentre ora Puddu, dopo che aveva comunque un distacco interessante, ora
rischia comunque qualcosina se gli altri dovessero svegliarsi, perché Paolino, dopo che ha avuto quel problema, ora sta facendo un'ottima gara. No, perché infatti adesso vediamo un po' Paolino come transita, perché forse può recuperare del terreno su Puddu e forse la battaglia per il secondo posto potrebbe ancora aprirsi, anche se devo dire la verità, Puddu come AC57 sta facendo un altro mestiere, sta conservando tranquillamente la sua seconda posizione. Purtroppo il passo, come dicevo prima, gira 2, 3, anche 5, 6 decimi peggio rispetto ad AC57, mentre invece Talato, come dicevo prima, ha passato Krishan per la 11ª posizione, però non finiamo nemmeno in tempo di descrivere i duelli che AC57 completa un altro giro, Matteo. Sì, quelli che vediamo in grafica sono i giri di AC57, ma non so se tutti avranno già fatto 13 giri, anzi, la metà dei piloti probabilmente ancora deve completarlo. No, no, assolutamente. Poi a C57 possiamo anche nominarlo in un'altra maniera come la Coppa America. Non so se Matteo tu sei un appassionato di vela, però insomma, dai, sta facendo tutto un altro mestiere a C57. Sta letteralmente facendo un altro sport. Sì, assolutamente. E allora vediamo Puddu che sta cercando di rimontare, ma non ce la fa. E quindi rimane stata la sua seconda posizione, come quella di Paolino 708, che alla fine è riuscito ad allontanarsi, quindi sta conservando molto bene la sua terza posizione, con Eric che invece deve guardarsi un pochino dietro da Desta 4 e Leo Perry, e con Barbero Kame che è pronto di nuovo a ricucire il gap. Soprattutto Desta 4 che può scenare un bel duello con Eric per la quarta posizione, mentre invece le altre posizioni bene o male sono abbastanza cristallizzate, e quindi possiamo un pochino approfittare e parlare anche di questo circuito di Georgia Kart, che come dicevo all'inizio della gara, della categoria bronzo 3, addirittura può avere ben 3 configurazioni di questo circuito: quella appunto completa, quella fast dove stanno girando in questo momento i piloti di Amici Kart del Triveneto, e anche quella in versione, nel senso che fanno il circuito al contrario. Tu Matteo, cioè, hai mai fatto un circuito al contrario oppure ti piacerebbe farlo? Perché insomma, girare al contrario sarebbe anche una cosa interessante farla. Io non l'ho mai fatta. No, io non ho mai corso con nessun tipo di mezzo da pista, quindi non posso sapere cosa si può provare a gareggiare al contrario. Certo che se gareggi sempre in un circuito allo stesso tipo è ovvio che magari puoi trovare qualche difficoltà in più, ma penso che non cambia assolutamente nulla per i piloti. Anche perché comunque, come vi accennavamo all'inizio, c'è un rettilineo abbastanza importante tra curva 11 e curva 12, non è neanche quello del traguardo, è anche della partenza, dove i piloti possono prendere un pochino di scia e tentare un sorpasso, mentre invece il rettilineo del traguardo è davvero molto piccolo, forse non rientra neanche per 10-12 piloti per piazzarsi in griglia di partenza, però fatto sta che può essere una buona occasione quel rettilineo per avvicinarsi un po' di più e poi provare la staccata della penultima curva, la destra-sinistra, per poi mettersi sul traguardo. Con AC57 torniamo un po' sulla cronaca della gara, dopo avervi raccontato un po' del circuito di Chioggia Kart. Con AC57 che completa un altro giro, in seconda posizione troviamo ancora una volta Puddu, e poi dovremmo avere Paolino 708 in terza posizione, e così è, che conserva alla grande la sua posizione. E poi dovremmo avere la battaglia per la quarta posizione, ovvero Eric e Desta 4, che sono i due piloti che in questo momento possono inscenare una bella battaglia come quella tra l'ottava e la nona posizione, tra La Fresca e Otto, che appunto possono battagliare per l'ottava posizione visto la loro vicinanza. Nel frattempo AC57 completa il 19esimo giro e inizia il 20esimo, sempre davanti. Inizia anche la fase di doppiaggio di AC57 nei confronti degli altri piloti, testimonianza del fatto che sta girando letteralmente un secondo e 4 al giro più veloce rispetto
a chi è in decima, undicesima e dodicesima posizione, e quindi davvero C57 forse la prossimo weekend lo vedremo nella categoria successiva, forse anche 2, non lo so. Sì, non solo sta girando molto più veloce degli ultimi, ma anche di quelli dietro di sé, perché a parte Puddu che tiene comunque un ritmo abbastanza alto, poi dietro stanno facendo un pochino più di fatica per il semplice motivo che magari c'è un po' più di duelli. Eh sì, perché poi adesso può magari impensierire anche i doppiaggi a C57, nel senso che può condizionare anche le battaglie degli ultimi, e quindi magari può far allontanare quello davanti, quello dietro può perdere dei secondi. Intanto testa 4 ha passato Eric per la quarta posizione, e quindi testa 4 può così provare in questi giri finali a inseguire il terzo posto di Paolino 708. E però la vedo un po' grigia, ormai siamo sui giri finali, il circuito è corto, lo si percorre in 38 e mezzo, e recuperare 3-4 secondi, insomma, non la vedo easy, secondo me, Matteo. No, non è sicuramente un compito facile per chi deve inseguire in questo momento. Infatti C57 completa il 22esimo giro e siamo sul 23esimo, quindi mancano 5 giri alla fine della corsa, con Puddu che mantiene salda la sua seconda posizione, ma c'è stata anche una bella battaglia quindi per la quarta posizione con Desta 4 che ha passato Eric, e di conseguenza bravo il pilota Paolino 708 a passare appunto Desta 4, Paolino, anzi Desta 4 che ha passato Eric, chiedo scusa, mentre invece Barbero Camme è salito in settima posizione con la Fresca che mantiene l'ottava posizione dopo il bel sorpasso che ha compiuto su 8, e poi via via tutti gli altri. Ormai il copione di questa gara della categoria bronzo 2, Matteo, si sta allineando sempre più. Sì, direi che ormai le prime due posizioni sono andate. Penso che anche Paolino dovrebbe tenere la terza posizione, quindi direi che il podio potrebbe essere giunto al termine, mentre dal quarto in poi diventa intrigante la Eh situazione. sì, perché Desta 4, Eric e Leoperi comunque sono abbastanza vicini tra di loro, quindi si può davvero inscenare una bella battaglia, in questi giri finali per la piazza che vale la medaglia di legno, come si suol dire in questi casi. Quindi a C57 ancora al comando con Putin in seconda posizione, Paolino 708 che chiude il podio. Ora dovrebbe transitare sul traguardo, e così è. Desta 4 in quarta posizione con Eric che perde qualcosina, anche Leo Perry perde qualcosa, addirittura Barbero Camme in settima posizione rimonta qualche decimo su Leo Perry. La Fresca si è allontanato invece da 8, proprio perché vuole comunque concludere a pieni giri e non farsi doppiare da C57. E quindi attenzione, perché Testa 4 e Eric si stanno allontanando tra di loro, e quindi possiamo avere anche in questo caso le posizioni di ghiaccio tra la quarta, la quinta e la sesta posizione, con Barbero Camme che, come dicevo prima, ha guadagnato qualche decimo di secondo nei confronti di Leo Perry, mentre invece Testa 4 ha perso di nuovo qualcosa su Eric. Leo Perry invece ha guadagnato i decimi che ha perso il giro precedente nei confronti di Barbero Camme. Però intanto è iniziato l'ultimo giro di AC57 che ha doppiato un altro pilota, e di conseguenza adesso dovremmo vedere le fasi finali di questo appuntamento, del quinto appuntamento sul circuito di Chioggia Kart degli amici kart del Triveneto, con AC57 che ha letteralmente dominato la gara dall'inizio alla fine. Vedo già lì lo steward che sta per esporre la bandiera a scacchi, che sta per essere sventolata a istanti, e sta sventolando in questo momento. AC57 vince il quinto appuntamento della categoria bronzo 2
gli amici kart del Triveneto con in seconda posizione deve ancora sopraggiungere Puddu, sopraggiunge in questo momento con 8 secondi e 9 di ritardo nei confronti di AC57, poi Paolino 708 a concludere il podio con Desta 4 che mantiene la quarta posizione, Eric mantiene la quinta, Leo Perry in sesta, Beber Camme in settima posizione, via via tutti gli altri a completare la top 10 è l'ottimo Talato che dopo quel contatto nelle prime fasi iniziali di gara comunque è rimontato ed è salito in 10ª posizione, quindi comunque entra in top 10, quindi dai, una bella gara di rimonta per Talato, Matteo. Sì, ottima gara. Beh, i primi tre ovviamente hanno fatto una super gara. Diciamo che i nostri amici li avevamo abituati troppo bene con la prima gara. Però ti interrompo perché vedo una penalità di 5 secondi a Paolino 708. Vedo una penalità e purtroppo non ci siamo resi conto. Forse può essere derivata da quel ventaglio che si è aperto all'inizio del Gran Premio? Sicuramente sì, potrebbe, anche se poi non so se può essere quello il caso, perché alla fine comunque lui ci è andato a rimettere lo stesso, perché era quello che perse diverse posizioni per colpa di quel contatto, quindi non so se possa essere veramente quello il motivo. E quindi adesso andiamo a commentare la categoria bronzo 1 con in pole position Paul 88 che stabilisce la pole position in 38.646 ad affiancarlo Panawan e poi in seconda fila Nico 15 con NKK ad affiancarlo Canopium e Pippo in terza fila, poi abbiamo Alex 95 Zoya in quarta fila, poi nona casella Stoccalo, in decima casella Gilbert e poi abbiamo Crips e Santa a completare la griglia di partenza, anzi no, perché abbiamo Berto e De Marchi, ci siamo dimenticati di loro a completare la griglia di partenza. E però siamo già partiti con la buona partenza da parte di Polo 88, ma anche di Panawan che forse è riuscito a scavalcare all'esterno Paul 88. Ma vediamo che comunque adesso Polo 88 aereo. E attenzione, forse Panawan ha tagliato la prima. Ha tagliato la curva e ci sono addirittura le gomme in mezzo alla pista e quindi addirittura un commissario di gara deve andare in mezzo alla pista e rimuovere le protezioni, anzi addirittura due, perché non sono proprio leggerissimi le gomme. E quindi bandiera gialla e quindi in quel lato della pista poi non si dovrà sorpassare, addirittura forse c'è bandiera gialla per tutta la pista perché stanno procedendo troppo lentamente, Non vorrei che ci sia una situazione tipo di Full Course Yellow, secondo me. E quindi, sì, c'è proprio situazione completa di bandiera gialla. Come potete vedere, i kart stanno rallentando. E adesso però è esposta la bandiera verde e via, si può ripartire con Polo 88 in testa alla gara, con Nico 15 e Canopium che hanno scavalcato Panawan, che quindi ha perso delle posizioni, deciso in quinta posizione, mentre invece Nico 15 e Canopium sono saliti in seconda e in terza posizione. NKK ha ristabilito le gerarchie e ha guadagnato la quarta posizione, mentre invece Pippo e Zoe hanno perso qualcosina, come anche Krips e Berto. Però Paul 88, esattamente come nella categoria precedente, sembra prendere il largo, Matteo. Sì, ha iniziato a prendere il largo, mentre poi dal secondo al quinto sono tutti lì. No, in realtà dal secondo al 14esimo sono tutti lì, però sì, ora inizia ad essere molto interessante la gara. Sì, perché vediamo la battaglia per la seconda posizione in atto con Nico 15, Canopium e NKK e Panawan che stanno battagliando ferocemente per la seconda posizione. E quindi adesso vediamo sul passaggio del traguardo chi salirà in seconda posizione in questo momento, con Portatotto che conduce la gara, Nico 15 in seconda e poi abbiamo NKK, scusate, in terza posizione con Canopium in quarta. E quindi NKK bravissimo a passare
pilota del team Lamento in quarta posizione. Però anche in questo caso Polo 88, attenzione, però vediamo un commissario attraversare la pista e quindi no, va a sistemare meglio le protezioni ancora, e quindi un po' i piloti sono un pochino indisciplinati in queste primissime fasi del Gran Premio, con i commissari molto attivi a tenere in ordine la pista, e soprattutto in quel lato dove si può tentare eventualmente un attacco, con Polo 88 che ancora una volta transita in prima posizione e in questo momento diciamo che può ambire al ruolo di leader solitario di questa corsa, con Nico 15 che mantiene salda la sua seconda posizione, mentre invece c'è la battaglia all'interno. Panawan all'interno ha cercato il sorpasso su Canopium, ma non sappiamo se è stato finalizzato o meno. Forse ha azzardato troppo quel sorpasso e forse ha perso qualcosa nei confronti del quarto classificato. Ora staremo a vedere, con Polo 88 che ancora una volta è in prima posizione, anzi Stoccalo che ha passato Panawan, e quindi non è stato il pilota del team TKJR a tentare l'attacco su Canopium, ma è Stoccalo che ha tentato l'attacco su Panawan. Quindi molto bravo il pilota a passare il Panawan e salire così in quinta posizione. Però dai Matteo, qui c'è una bella battaglia ovunque, a centrogruppo, nel gruppo di testa. Certo, Polo 88 sta conducendo la gara, mentre invece poi abbiamo la battaglia per la seconda e terza posizione, con Nico 15 e NKK a tentare la battaglia per la seconda e terza posizione, mentre invece Panawan ha controsorpassato Stoccalo e si è riguadagnato la quinta piazza. Sì, è sicuramente una bella gara dalla seconda posizione in poi. Ora hanno preso il largo Nico 15 e NKK, mentre tra Cano, Pium, Panawan, Stoccalo e Pippo diventa ora battaglia vera e propria. Eh sì, con Polo 88 che transita ancora primo e può ancora di nuovo approfittare della battaglia tra la seconda e la terza posizione per ristabilire ancora una volta secondi su secondi di vantaggio, mentre invece NKK ha passato Nico 15. Intanto Panawan tenta un attacco su Canopium, ma molto bravo il pilota del team Lamento a difendersi all'interno, e quindi Panawan deve ritentare ancora una volta l'attacco in un altro lato della pista, dove lì abbiamo capito che Canopium si difende molto bene. Panawan quindi si deve tentare l'attacco in un altro punto della pista. Ecco Matteo, abbiamo già visto le prime due gare. Secondo te dove si può tentare il sorpasso? Sicuramente questa curva qua che stiamo vedendo in questo momento inquadrata può essere una soluzione, perché su quel lungo rettilineo arrivi proprio a velocità elevate, puoi tentare una staccata come avevamo visto nella prima gara per Alex G, puoi tentare una di quelle staccate o se no devi tentarla nell'ultimo curvone. Mentre invece forse Panuan è riuscito a sopravanzare e quindi è salito in quarta posizione, ma per sicurezza attendiamo il riscontro della classifica. Infatti è così, Panuan ha passato nella stessa curva che tra l'altro appena avevi descritto te Matteo, in quel tornantino destro, e quindi Canopium scende così in quinta posizione, e quindi ora dovrà cercare di rimontare e quindi tornare a essere quarto, mentre forse, sai che forse ho visto Panuan passare di nuovo e questa volta salire sul podio? Adesso non lo so, perché ormai l'ho visto, l'ho riconosciuto. Adesso vediamo, dal passaggio sul traguardo. Mentre Polo 88 anche qua può prendersi il caffè, il cappuccino, la brioche, che sta facendo letteralmente un altro mestiere. E ho visto bene perché Panuan è passato, e quindi il pilota del team TKJR in questo momento è in terza posizione, quindi è sul podio e sta tallonando NKK. Quindi Matteo, una fase di gara favorevole per il pilota del team TKJR. Sì, dopo le prime difficoltà iniziali per Panawan, ora sta risalendo la graduatoria
con NKK che comunque non è lontanissimo, anzi è veramente vicinissimo, i due sono veramente vicinissimi, e Panawan potrebbe clamorosamente, e mi sa che ce l'ha fatta a essere secondo. Può essere, però forse NKK ha fatto il conto sorpasso, e sì, esatto, NKK ha fatto eventualmente il conto sorpasso e quindi è rimasto in seconda posizione, ma c'è la grande battaglia quindi per la seconda piazza tra NKK e Panuan, mentre invece Polo 88 sta viaggiando da solo, sta girando, pensate, sta girando sul passo del 38 alto, in 39,8, 38,9, mentre invece gli altri girano in 39 alto, cioè gli altri girano in 39 alto, anzi in 39 basso, e Polo 88 gira in 38. Ragazzi, cosa stiamo parlando? Cosa stiamo davvero parlando, Matteo? Sì, mentre sto osservando con interesse la lotta tra Panawan e NKK, perché veramente Panawan è attaccato, ormai neanche le ruote di NKK respirano più. Eh no, perché infatti NKK deve essere molto bravo a essere freddo, molto bravo a non cedere alla pressione nei confronti di Panawan, e vedere se appunto riesce a difendersi in tutti i modi, all'interno, all'esterno, perché comunque Panawan sta facendo una bella gara, tranne all'inizio che ha avuto qualche contatto e forse ha inscenato anche quella sorta di full Kurzielov in tutto il primissimo giro, e di conseguenza adesso sta facendo molto bene. Nel frattempo Berto è un po' staccato da tutto il resto del gruppo in 14ª e ultima posizione. A chiudere la top 10 è Gilbert in 10ª posizione, mentre invece Polo 88 completa un altro giro, il 14º, per iniziare il 15º giro su 26 previsti. E quindi, e poi attenzione ancora, attenta Panawan a tentare l'incrocio di traiettoria tra curva 1 e curva 2, ma NKK molto bravo, ha imparato ormai la mossa e quindi si difende molto bene all'interno. Vedi Matteo come si difende molto bene NKK all'interno, non riesce Panawan a trovare varchi. Sì, è molto bravo anche nei controsorpassi perché magari si lascia attaccare ma riesce a difendersi subito riprendendosi la posizione, non è una cosa da sottovalutare. No, assolutamente sì, perché appunto NKK sta facendo una gara di testa, sta facendo una benissima gara, conscio del fatto che non riesce a difendersi, cioè non riesce ad attaccare il primo classificato Polo 88, e non riesce a tenere il suo ritmo, ma personalmente sta facendo una bella gara di difesa su Panawan fino a questo momento, quindi il pilota del team K-Calm, che possiamo alludere ad ogni cosa, stava facendo appunto una bella gara sul pilota del team TKJR. Polo 88 transita ancora sul traguardo in prima posizione, mentre invece Nico 15 sta venendo su NKK Panawan, quindi potrebbe diventare una bella battaglia 3. Attenzione però, Panawan ha voluto sorprendere, ma non è riuscito a sorprendere NKK, che vi stiamo dicendo che sta facendo una bella gara di testa e anche di difesa, perché voleva sorprendere Panawan, NKK, ma non è riuscito per niente, e quindi anche in questo caso Panawan si deve inventare un altro sorpasso su un altro punto della pista, perché NKK sta facendo davvero una bella gara. Sì, sta facendo molto bene Panawan a tenere il ritmo di quelli davanti, mentre qui ha provato a prenderla un po' più larga la curva e a stringere sul finale, ma non cambia traiettorie NKK, riesce comunque a tenersi la posizione. Perché infatti con questa battaglia Nico 15 del Team All Stars sta venendo sopra e quindi sta recuperando decimi su decimi, e quindi come dicevo poc'anzi può essere una bella battaglia 3, per la seconda e la terza posizione di questa bronzo 1, di questa categoria, di questa gara della categoria bronzo 1. Attenzione però, Panawan, no, niente, cerca di prenderla ancora larga per avere una buona uscita con la trazione, ma non è così.
NKK riesce ancora una volta a difendersi alla grande e ancora, attenzione però questa volta Nico 15 vuole inserirsi e ci riesce alla grandissima. Nico 15, beh, sorpasso Matteo, è stato furbo, ha atteso l'errore di Panawan, che forse ha perso un po' la pazienza nei confronti di Nico di NKK, e Nico 15 ne ha approfittato la grande. Mentre Panawan ci ha riprovato e l'ha risorpassato. L'ha risorpassato Nico 15. No, Nico 15 ha fatto un ottimo sorpasso. Magari si è anche un po' spazientito Panawan per il semplice motivo che probabilmente nel sorpasso si è appoggiato Nico 15 al suo kart. Quindi magari potrebbe anche averlo infastidito, ma fatto sta che si è ripreso la posizione, ossigeno per NKK che ha potuto allungare leggermente. Eh sì, un po' di ossigeno, qualche decimo in più, però Panawan è subito lì. Anzi, Nico 15, no! Nico 15 è sceso in quinta posizione. Non abbiamo visto. No, abbiamo visto cosa è successo a Nico 15, che è sceso in quinta posizione. Panawan è così salito in terza posizione e Stoccalo così è salito in quarta posizione. Non abbiamo visto davvero cosa sia accaduto a Nico 15. Peccato, perché aveva fatto un bel sorpasso. Poi davvero non sappiamo cosa sia successo appunto a Nico 15 da perdere addirittura 2 posizioni dopo il sorpasso su Panawan. E vabbè, peccato, 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 peccato. Mentre invece NKK e Panawan stanno di nuovo andando via nei confronti del quarto Stoccalo e appunto del quinto Nico 15, e quindi vedremo ancora una volta i vari tentativi di Panawan del team TKJR nel tentare il sorpasso nei confronti NKK. Nel frattempo Pippo, no? abbiamo parlato molto poco di Pippo, del compagno di squadra di NKK, è salito in sesta posizione nei confronti di Canopium, che è un po' sceso, attenzione, Canopium non sta facendo una bella gara, Matteo. Sì, ora attenzione perché qui vediamo No, perché ora c'è. niente, ci sta provando in tutti i modi Panawan. Non riesce a trovare l'angolo della matassa per passare NKK, Matteo. Non riesce proprio. Mm. No, sì, ora Stoccalo si è ripreso nel corso della gara, ora anche lui insidia il podio. Devono stare attenti NKK e Panawan. Eh sì, devono stare attenti perché come dicevamo prima, io e Matteo, nel darsi battaglia poi favorisci quelli da dietro a recuperare. Quindi adesso Stoccalo e Nico 15 possono tentare di recuperare qualcosina nei confronti di NKK e Panawan. Però intanto a centro gruppo c'è una bella battaglia per la settima, ottava e nona posizione, quindi coinvolti Canopium, Axe 95 e Zoya. Mentre torniamo ancora davanti con NKK e Panawan, ancora una volta francobollati fra di loro a darsi battaglia per la seconda posizione, con NKK ancora una volta bravo a difendersi. Però attenzione, sì, ok, mi ero un po' confuso con i doppiati. Anche Polo 88, ne abbiamo parlato poco rispetto a chi ha condotto la gara precedente nella categoria bronzo 2, ma sta facendo anche lui un altro mestiere e addirittura ha doppiato anche un pilota, quindi, cioè, ripeto, in una pista dove si gira in 38-39 secondi, essere doppiati, insomma, fa male a livello morale. Sì, ora comunque con l'88 fin dal primo giro ha condotto la gara con diverso distacco. Questo distacco è andato sempre più a aumentare nel corso della gara. Ora Sì. vedremo chi arriverà secondo e terzo. Sì, vediamo perché. Perché è iniziato l'ultimo giro, Matteo. È iniziato l'ultimo giro con Polo 88 che conduce senza problemi il Gran Premio. Qui intanto vediamo una bella bagarre a centro gruppo, probabilmente. E c'è la bandiera a scacchi. Polo 88 vince nella categoria Bronzo 1 il quinto appuntamento degli Amici Kart del Triveneto a Chioggia Park.
nel Chioggia Kart, scusate, e poi NKK termina in seconda posizione, poi Nico 15 sul photo finish sale in terza posizione e conquista il podio. Stoccalo finisce quarto e Panawan non sappiamo cosa sia successo, perché è sceso in quinta posizione. Poi abbiamo Pippo, Canopium, Ario 95, Zoya e De Marchi a completare la top 10. Però dai, è stata una bella gara, quella della Bronzo 1, una gara bella movimentata, Matteo, soprattutto nella battaglia tra la seconda, la terza e la quarta posizione, più seconda e terza, forse. Sì, a differenza della batteria precedente, è stata una gara molto movimentata per il podio. Poi l'88 ha condotto tranquillamente la gara. NKK ha avuto qualche problema fino a 7-8 giri dal termine, poi ha guadagnato, mentre qui però segnano Stoccalo in terza posizione perché NKK è stato penalizzato e allora Nico si ridisegna la classifica così, con Polo 88, Nico 15, Stoccalo sul podio, Panawan quarto e NKK che finisce quinto. Probabilmente penalizzato per o il contatto iniziale del primissimo giro che ha generato la situazione di bandiera gialla su tutta la pista, oppure anche quel contatto che abbiamo commentato poc'anzi con appunto NKK che si era difeso molto bene su Panawan. E allora eccoci qua ancora con l'onboard di Matty Pry, quindi vuol dire che abbiamo cambiato categoria e andiamo sulla Silver 2 con la pole position da parte di Rocky Donuts in 39-111, quindi stiamo anche con i tempi, ragazzi. Poi abbiamo Andre 98 Ste in seconda posizione, poi abbiamo Matty Pry inquadrato, Profi Racer, Legione 516, G17, Luca C e Enrico 117, poi abbiamo in nona posizione Super Giro, che non ha fatto un buon giro perché comunque è finito nono. Leo Di Lea in decima posizione, poi abbiamo Turbo S e Top 97, Semo 84 e 70 Giovanni. Ragazzi, non abbiamo neanche finito di dire la gara di partenza che sono partiti con Matty Pry che è salito in seconda posizione e quindi è andato molto bene la sua partenza, quella di Matty Pry. Ricky Donuts forse è riuscito a tenere la testa della corsa, ma siamo stati un pochino sorpresi dal fatto che non aveva neanche finito di dire la gara di partenza e già subito sono partiti. E ancora on board, e quindi saliamo ancora un pochino on board con Matty Pry anche per vedere davvero da vicinissimo il circuito di Chioggia Kart, che a me sinceramente sta anche molto piacendo con questa configurazione, Matteo. Quindi Questi dai. onboard emozionano sempre tantissimo perché comunque permette a chi guarda anche da casa di vivere l'esperienza in parte del circuito. Matty Pry è partito subito benissimo con Rocky Donuts che ora deve guardarsi alle spalle e cercare di difendere la posizione, mentre mi sembra che i primi due hanno già allungato. Sì, avevo anch'io visto questa cosa, che Ricky Donuts e Matty Pry hanno allungato nei confronti di tutto il gruppone, con Profi Racer che è salito in terza posizione mentre è sceso in quarta Andre 98 Ste. E quindi abbiamo in testa Ricky Donuts con Matty Pry tallonati, e poi abbiamo da solo in questo momento Profi Racer e poi via via tutti gli altri, con Luca C salito in quinta posizione nei confronti di Legione 516 che invece è sceso in sesta posizione del team Asturbo. Però dai, una bella partenza, abbiamo vissuto davvero la partenza di Matty Pry nonostante appunto stessimo ancora dicendo la griglia di partenza. On board con Matty Pry, dai, saliamo un po' on board con lui. Questo è uno dei punti di staccata che dicevamo prima, dove si può tentare il sorpasso. Cioè, si è visto davvero molto bene il fatto che gareggiando con i kart le sollecitazioni a terra si sentono molto di più. Non so se l'hai visto anche te, Matteo. Sì, sì, assolutamente. È stato una
No, è stata comunque una partenza molto bella, ma soprattutto perché ora, tra l'altro, attenzione perché i primi due, se non sbaglio, hanno perso qualcosina, Eh sì, perché Profi Racer sugli è inseguitori. rimontato. Ha rimontato Profi Racer, mentre invece Andre 98 Ste ha preso qualcosina. Ha preso qualcosina ed è sceso in settima posizione. E quindi attenzione perché potrebbe esserci una bella lotta a 3 per la prima posizione. E abbiamo anche l'onboard di Enrico 117 che in questo momento si trova in sesta posizione. Quindi abbiamo ben due onboard. Possiamo essere molto privilegiati a vedere l'inquadratura anche di Rico 117 direttamente da sto casco per vedere un po' come va il suo kart. Addirittura vediamo adesso sul volante che comunque hanno anche il distacco, mi pare, sul volante, quindi attenzione, quindi sanno anche in tempo reale i piloti quanto distacco c'è tra e col pilota davanti. Però intanto Ricky Donuts, Matty Pry e Profi Racer stanno facendo un bel gap nei confronti di Luca C e tutti gli altri, però sono ancora tutti belli vicini per vedere una bella battaglia, come vediamo ancora una volta questo onboard con Matty Pry, che è davvero attaccatissimo, ma deve guardarsi anche dietro nei confronti di Profi Racer. Eh sì, come dicevamo prima, Matty Pry deve guardarsi anche abbastanza dietro, perché Profi Racer è abbastanza attaccato alle sue corda, però può anche sognare un'eventuale prima posizione, perché davanti a Rocky Donuts non è molto distante, Matteo. Sì, deve comunque provarci Matty Pry perché da quello che abbiamo visto anche in altre GP, Matty Pry ha un ottimo passo e comunque riesce spesso a saper gestire l'inseguimento verso quelli davanti. Comunque Rocky Donuts non sta tenendo un ritmo basso. No, no, assolutamente, hai ragione Matteo, col fatto che, attenzione, forse Matty Pry si deve difendere l'attacco in curva 12 nella chicane destra-sinistra finale, però molto bravo Matty Pry a difendersi molto bene e quindi tenere in saldo al momento la sua seconda posizione. Nel frattempo Rocky Donuts forse ha allungato qualcosina, e quindi Matty Pry e Profi Racer non devono darsi molta battaglia, perché altrimenti perdono molto tempo e rischiano poi di vedersi scemare le loro chance, le loro percentuali di vincere questo Gran Premio. Nel frattempo Rico 117 ha passato Legione 516 ed è salito così in quinta posizione. Però belle battaglie anche in questa categoria di Silver 2, Matteo, stiamo vedendo davvero dei bei duelli. Sì, cioè, finora è una bella gara, sono stati 8 giri molto intensi, però pochi gruppetti come magari piacciono a noi per vedere dei sorpassi, ma ora i primi tre sembra che stanno facendo una gara tutta a sé. Sì, vedendo un po' i gruppettini mi pare di vedere un po' come nella categoria della Bronzo 3, la prima che abbiamo commentato, gruppi da 3, gruppi da 4, che insieme danno delle belle battaglie, quindi poi abbiamo anche la battaglia per il primo posto e quindi è davvero il divertimento in questo caso è assicurato. Quindi stanno completando il giro numero 10 con Ricky Donuts ancora primo, Matty Pry secondo, Profi Racer in terza posizione. Rico 117 invece tallona la quarta posizione di Luca C, mentre invece c'è anche il duello fra Leodilea G17 e Turbo S. Inquadratura per Rico 117 che appunto, come dicevo poc'anzi, segue da vicinissimo la quarta posizione di Luca C. Credo che appunto, come dicevo prima, dal volante del kart si veda più che altro il distacco nei confronti del pilota davanti sul display. Penso di sì. Anzi, no, il giro non si vede il distacco, come dicevo prima, ma addirittura si vede il giro che ha stabilito appunto il pilota nel giro corrente. Nel frattempo Leo Di Lea ha perso 2 posizioni ed è scesa in 10ª posizione. Salgono quindi in ottava rispettivamente G17 e Turbo S.
però c'è ancora della bagarre nei primi tre tra Ricky Donuts, Matty Pry e Profi Racer, che secondo me se ne daranno di santa ragione fino alla fine. E Matteo, non so se anche te è d'accordo su questa mia analisi, che secondo me fino alla fine nei primi tre ne vedremo delle belle, come lo dimostra anche questo board. Assolutamente, è una gara che promette nella seconda parte scintille, mentre qui Matty Pry ha toccato Rocky Donuts e giustamente l'ha un po' tra virgolette guardato come per dire cosa stai combinando, perché effettivamente l'ha toccato in un punto e che poi basta un attimo per girarsi quello che viene toccato. Eh sì, perché in uno dei circuiti così tecnici come quello di Judge Kart basta soltanto una toccatina in frenata e rischi poi di mandare in testa coda il pilota davanti e poi eventualmente finire davvero un bel casino, quindi bisogna stare molto attenti, è un bel circuito, ma l'attenzione deve essere molto alta soprattutto durante i duelli ed essere il più corretti possibili. Inquadratura ancora una volta con Matty che deve guardare avanti, deve guardare dietro, perché sì, sogna la prima piazza, ma deve anche guardarsi dietro da Profi Racer, che è lì guardingo, che cerca di approfittare di un eventuale errore di Matty Pry per inserirsi e guadagnare eventualmente la seconda posizione. I primi tre comunque stanno facendo una gara a sé, perché il quarto, ovvero Luca C, è distante penso 4-5 secondi e deve guardarsi dietro da Legione 516 e da Rico 117, che ha perso la posizione nei confronti di Legione 516 del team Asturbo e quindi stare così in quinta posizione mentre Rico 117 scende in sesta posizione. Però stiamo per completare il 14esimo giro il 14esimo giro stiamo per completare, iniziando il 15esimo con i primi tre invariate le loro posizioni. Come va a finire secondo te, Matteo? Abbiamo un pochino studiato un po' le mosse, le tattiche dei primi tre. Diciamo che Ricky Donuts forse non sta imprimendo un ritmo così clamoroso perché sta più guardando dietro che avanti, visto che ha tallonato Matty Pry. Sì, sta studiando probabilmente un po' più le mosse che potrebbe mettere in atto Matty Pry. È l'unico modo per Matty Pry di prendersi la prima posizione e provare a sorprendere Rocky Donuts. Non sta pensando ad allungare col rischio che possa sbagliare, ma penso un po' più a gestire in questo momento. Ha tentato un attacco nel frattempo Profi Racer in curva 3 sul tornantino destro, ma Matty Pry ha difeso molto bene la traiettoria interna e così può tranquillamente in questo momento tenere in saldo la sua seconda posizione. E Ricky Donuts comunque può dormire al momento sonni tranquilli, anche se comunque, come dicevamo poc'anzi, è sempre tallonato da Matty Pry e anche da Profi Racer, che non bisogna escluderlo dalla lotta per la vittoria, mentre invece completano un altro giro e Rocky Donuts ancora in testa del team Runner, Matty Pry del team H, S.H invece è in seconda posizione a difendersi da Profi Racer dal suo attacco, mentre invece Luca C, Legione 516 e Enrico 117 invece stanno lottando per la quarta posizione, con Luca C che forse qualcosina ha guadagnato su Legione 516 e Enrico 117 e di conseguenza può dormire al momento sonni tranquilli con la sua quarta posizione. Siamo oltre la metà di gara e quindi ora abbiamo la seconda parte di gara da goderci, con il possibile duello che può scatenarsi da un momento all'altro tra i primi tre della classe, e poi abbiamo il duello per la quarta posizione come da inquadratura. In questo momento la parte di Rico 117, e allora godiamoci un po' il soundboard. In staccata guadagna veramente tanto nel 117, però poi è come se Legione 516 uscisse quasi meglio dalle curve.
Eh sì, perché poi stanno girando anche, non dico fortissimo, però neanche lenti, comunque girano, lo vediamo sul display del volante in 39,2, anche se comunque stanno girando un po' più lenti, rispetto alle categorie precedenti. Le categorie precedenti giravano comunque in 38 secondi, i primissimi, quindi non benissimo, secondo me, sui tempi al giro in questa categoria dei Silver 2, Matteo, non so se sei d'accordo con la mia analisi. Non bene, ma comunque magari rispetto a Bronzo 1 e Bronzo 2 può diventare anche un pochino più spettacolare la gara, perché comunque i tempi sono un po' tutti abbastanza simili, a parte i primi tre che magari fanno una gara tra virgolette a parte, però prima o poi Matty Price ci dovrà provare, perché è vero che si deve difendere la Profi Racer, ma è vicinissimo a Rocky Donuts ed è stato vicino per troppo tempo. Eh sì, ormai ha studiato a fondo il dietro del kart di Ricky Donuts, Matty Pry, anche se qua all'uscita della chicane finale è uscito un po' scodando e quindi ha perso qualcosa di velocità, ma comunque Profi Racer non è riuscito a insidiarlo per la seconda posizione, però ha perso qualcosina nei confronti di Ricky Donuts. Però hai ragione Matteo, Matty Pry ha studiato davvero troppo a fondo il posteriore del kart di Ricky Donuts e di conseguenza prima o poi deve tentare un attacco nei confronti di Rocky Donuts, che potrà valere anche la vittoria di questo quinto appuntamento della categoria Silver 2 a Chioggia Kart degli amici kart del Triveneto di questo campionato 2023. E quindi si completa un altro giro, mancano 5 giri alla fine con Ricky Donuts in testa, Matty che si deve difendere però da Profi Racer, che ora sta cercando di guadagnare la seconda posizione. Ora però anche Profi Racer, possiamo anche dire la stessa cosa anche di Profi Racer, che ha studiato troppo a fondo il posteriore di Matty Pry, quindi l'unico che forse guadagna qualcosina a livello di concentrazione forse è Rocky Donuts. Matteo, che dici? Stavo notando che ora Matty Price sta facendo lo stesso che faceva Rocky Donuts precedentemente. Ora Rocky Donuts sta provando ad allungare, mentre Matty Price forse sa di non averne troppo più di Rocky Donuts e allora quasi si controllava dietro Attenzione, per tenta l'attacco vedere. Matty Pry e finalmente, dopo 20 passaggiri, finalmente riesce a passare Ricky Donuts e guadagnare così la testa della corsa. Però come potete vedere dietro è attaccatissimo Profi Racer e Rocky Donuts, addirittura sono fianco a fianco. Vediamo adesso nella staccata di curva 12 se riuscirà a cambiare qualcosa, non penso, però sono ancora forse appaiati. Vediamo adesso dalla classifica come va a finire. Con Matty Price primo, Profi Racer secondo e Ricky Donuts è sceso di 2 posizioni, quindi ora è in terza posizione. Ma adesso non abbiamo avuto molta opportunità di vedere on board il primo classificato, quindi Matty Price adesso è in prima posizione. Finalmente Matteo ha fatto l'attacco decisivo e ora è in testa. Sì, ha ragionato su ciò che ho detto qualche giro fa, ma mi ha smentito subito su quello che stavo dicendo perché pensavo si stesse preoccupando più di Profi Racer, invece appena visto lo spiraglio e non sembrava neanche vicinissimo, qui ci ha tirato una bella staccata, o quantomeno ha guadagnato tanto dopo il traguardo. E ora attenzione che Profi Racer è vicinissimo. Eh sì, è vicinissimo per Firenze, che forse a livello di concentrazione è quello che ne può beneficiare in questo momento, perché sì, è sempre stato terzo, ma non ha mai avuto l'occasione di guardare dietro, perché non c'era nessuno dietro. E quindi a livello di concentrazione forse, attenzione, l'attacco in curva 10 di Profi Racer e anche di Ricky Donuts, e quindi si inverte la situazione con Matty Pry che perde 2 posizioni e scende in terza, mentre invece Profi Racer sale così in prima, Ricky Donuts risale di nuovo in seconda posizione, mentre invece Matty Pry scende in terza posizione. Per ora penso che Matty Pry prima o poi potrebbe provare un attacco, perché poi siamo anche all'ultimo giro con Profi Racer che quindi passa in testa nel giro giusto, ovvero all'ultimo giro di questa corsa. Ricky Donuts tenta in tutti i modi di ricucire il gap, ma forse Profi Racer
ha creato quel gap di quei 2-3 decimi necessari per poter poi portare a casa la vittoria. Vediamo, siamo forse all'ultima chicane, curva 12, curva 13 e Profi Racer vince il Gran Premio di Chioggia Kart. Quinto appuntamento del campionato 2023 degli Amici Kart del Triveneto, categoria Silver 2. Ricky Donuts secondo, Matty Pry arrabbiatissimo, lo abbiamo visto nel suo onboard, in terza posizione. Luca C in quarta, Rico 117 in quinta posizione, poi via via tutti gli altri. Super Giro completa la top 10 in decima posizione. Ma io un Matty Pry così non l'ho mai visto arrabbiato, Matteo. Cioè davvero abbiamo visto nel suo onboard completamente non capacitarsi come sia finita la gara. Sa quanto è stato, tra virgolette, grave il suo errore. È un po' un'occasione persa, forse. Sì, ha perso un po' l'occasione e soprattutto ha sfumato secondo me anche l'opportunità comunque di arrivare quantomeno secondo. Diciamo che Profi Racer è stato quello, come dicevi te, più concentrato e più abile nello sfruttare gli errori altrui, mentre c'era rammarico per Rocky Donuts e Matty Pry che sembravano destinati uno dei due quantomeno a vincere. Invece Profi Racer dal nulla ha vinto. Sì, ma negli altri giorni no. Tipo la volta scorsa. E passiamo quindi alla categoria Silver 1 con Hamilton Thomas che fa la pole position in 38.912 e poi da affiancare sarà Jerry 95. Poi abbiamo in seconda fila Vendra e Sbuda, terza fila per Gino e Nico UK. Poi abbiamo in quarta fila Nicola.z e App 121 e poi abbiamo la seconda schermata in quinta fila Astrofab e Ake in quinta fila e poi Finelli e Kamikaze in undicesima e dodicesima posizione. Però anche come nella Silver 2 i piloti sono già partiti con una buona partenza da parte di Emil Thomas che mantiene la sua prima posizione e Jerry 95 che invece sale in seconda posizione. E quindi come nel caso precedente, Matteo, non abbia neanche finito di dire la griglia di partenza che qui la gara è già iniziata. Sì, è partito molto bene Emil Thomas che si è andato a prendere la prima posizione, perché se non sbaglio partiva in seconda, correggimi se sbaglio. Sì, Jerry 95 è partito in seconda posizione. E però vedo che Jerry 95 è sceso in terza posizione. Però attenzione, abbiamo anche una squalifica. Abbiamo una squalifica di Finelli. Finelli è stato squalificato. Ora non conosciamo sinceramente il motivo della squalifica. Però appunto ci saranno soltanto quindi 11 piloti in gara nella categoria appunto Silver 1 e non 12 come da griglia che vi ho detto poc'anzi. Vendra quindi è salito in seconda posizione. Emil Thomas invece è rimasto in prima posizione e già ha creato forse un buon distacco in questo primissimo passaggio. Però ti ho interrotto, Matteo, scusami. Sì, no, dicevo, è partito bene Emil Thomas con Jerry 95 che ora è in difficoltà perché partendo secondo è già quarto e ha perso 2 posizioni nell'arco neanche di un giro. Quindi diciamo che sicuramente partenze diverse tra loro per i piloti davanti. Poi avevo visto anche Jerry 95 che attenzione, abbiamo un'escursione sull'erba. Adesso non sappiamo di quale pilota si tratti, però stavo dicendo appunto che Jerry 95 forse ha perso anche un'altra posizione nei confronti di Esbuda. Adesso vediamo un po' dell'aggiornamento in grafica della classifica e infatti avevo visto giusto, anzi ha perso, forse era proprio lui, Jerry 95 che ha fatto quell'escursione sull'erba e ha perso così tante posizioni, Quindi Sbuta sale in quarta, Gino in quinta posizione, Ake in sesta, Astrofab anche lui è partito un po' sottotono ed è sceso in settima posizione. App 121 e Nicolo Z salgono rispettivamente in ottava e nona posizione.
Giro 95, come dicevo prima, è sceso in 10ª posizione perché ha fatto un piccolo errore, è andato sull'erba e ha perso abbastanza posizione. Però poi abbiamo a chiudere la classifica Kamikaze, che è da 2 o 3 gare che Kamikaze non sta facendo benissimo, Matteo, nonostante il suo nickname. Probabilmente non è nel suo miglior momento di forma, ha tanto lavoro da fare in questa gara. È vero che è una gara corta, ma comunque ci sono 27 giri, c'è la possibilità di recuperare perché comunque il distacco a quelli davanti non è insormontabile, ma comunque resta un distacco che in una pista così corta è molto rilevante. Però adesso vediamo che comunque il gruppettone della Silver 1 è un pochino spezzettato con Emil Thomas che fa la voce grossa. In questo momento tra l'altro abbiamo il team S.H che, ragazzi, sta andando molto bene per il primo momento e per il mio secondo. Quindi per il team in queste primissime fasi di gara è di sicuro un'ottima gara, Matteo. Sta facendo una gran gara il team primo in classifica, soprattutto lo stesso team lo porta anche Ake che si trova sesto, quindi diciamo che è un team che si sta facendo valere per avere 3 piloti nelle prime 6 e soprattutto 2 piloti nelle prime 2 posizioni, con Emil Thomas che sta gestendo molto bene la gara. Eh sì, poi abbiamo Vendra in seconda posizione che ha un secondello scarso distante appunto dal suo compagno di squadra. Poi abbiamo Esbuda con del team SME in terza posizione. Però, come dicevo prima, le prime 4 posizioni al momento sembrano abbastanza in ghiaccio, perché i distacchi, come li vedete anche voi, sono abbastanza evidenti. Mentre invece la battaglia per il quinto e sesto posto, con Gino e anche protagonisti, potrebbe infiammarsi da un momento all'altro, visto che soltanto 2-3 decimi dividono appunto questi 2 piloti. Però intanto si è completato un altro passaggio con Emil Thomas ancora primo, Vendra secondo e Sbuda terzo, Nico UK salito poi in quarta posizione nei giri precedenti. Però in quest'ultimo giro non è cambiata la classifica, perché appunto non ci sono stati sorpassi. Però vedo anche una bella battaglia per la settima piazza, quindi attenzione, bisogna seguire con attenzione il duello tra Astrofab, Nicolo Z e Depp 121. Però dai, ancora una volta vediamo che comunque il cielo è terso di nuvole. E quindi si è completato un altro giro con in testa ancora una volta Emil Thomas, che sta conducendo la gara in maniera perfetta. Però si sta un po' avvicinando Vendra, quindi potremo anche vedere, Matteo, una bella battaglia fra 2 compagni di squadra. Si sta avvicinando e ora avrà comunque una quindicina di giri dopo che si sarà potuto avvicinare per provarci. E comunque Vendra ha dimostrato già nelle gare precedenti che quando c'è battaglia da fare lui non si tira indietro. Però magari a beneficiare potrebbe anche essere Sbuda, perché fra la battaglia fra 2 compagni di squadra potrebbe anche, come si suol dire, fra i 2 litiganti, il terzo può essere Sbuda che può godere, Matteo? Sì, l'abbiamo già visto nella gara precedente, quando Profi Racer era in terza posizione, che nelle ultime curve ne ha approfittato della lotta tra i primi due. Chissà che non possa avvenire lo stesso in questa gara. Eh sì, perché i primi 3 stanno quasi per essere una cosa sola, perché si stanno praticamente raggruppando e quindi la lotta per la vittoria è lì, fra Emil Thomas, Vedra e Sbuda. Nico UK invece si è staccato e anche di parecchio nei confronti dei primi 3 e infatti Gino e Hack si stanno riavvicinando per battagliare per la quarta posizione, mentre invece Nicolo Z, EP121 e Astrofab sono ancora lì vicini per eventualmente accendere la battaglia per la settima, l'ottava e la nona posizione. Però Matteo Esbuda si sta sempre più avvicinando, sta mettendo sempre più pressione a Vendra e potremo a breve vedere davvero un bel duello per la prima, seconda e terza posizione. E Sbuda
paradossalmente più vicino, o meglio, era più vicino fino a qualche curva fa a lui rispetto a Vendra con Emil Thomas, però in questo momento ho notato che Emil Thomas perde tanto nella seconda parte del circuito, in modo che Vendra possa avvicinarsi, però allo stesso tempo poi quel gap che perde lo recupera nel giro dopo, nella prima parte. E Attenzione però ora a Vendra. Eh sì, perché attenzione, perché Vendra si è avvicinato tantissimo nei confronti di Emil Thomas e anche Sbuda si è avvicinato tantissimo, quindi adesso possiamo dirlo, i primi tre si sono avvicinati tantissimo e quindi la battaglia per la vittoria si sta di nuovo per accendere con Vendra negli scarichi letteralmente nei confronti di Emil Thomas e quindi forse possiamo già vedere nella staccata di curva 12 dopo l'unico rettilineo principale del circuito di Chioggia Kart su questa configurazione del fast track e forse possiamo vedere una bella battaglia. Invece no, non è così perché si è completato un altro giro e quindi le posizioni sono ancora come le stiamo vedendo da ormai dall'inizio della gara. Invece c'è l'attacco di c'è l'attacco di Sbuda che forse va leggermente largo ma la tiene il punto di corda e quindi Vendra subisce il sorpasso da Esbuda che così sale in seconda posizione. Vendra scende in terza e quindi attenzione perché Esbuda adesso è lui che può tentare forse un attacco a Emil Thomas. Ci ha provato e Sbuda si è preso un mezzo rischio, sembrava quasi che Vendra stesse spingendo Emil Thomas col suo go-kart perché era veramente incollato, c'è stato il contatto, ora attenzione perché Sbuda ha già dimostrato di saperle fare e ci riprova. E grande Sbuda che addirittura da curva 2 inizia a preparare il sorpasso per poi completare sul tornantino destro di curva 3 e adesso è lui che conduce la corsa della categoria Silver 1 in questo quinto appuntamento degli amici kart del Triveneto 2023. Che sorpasso e che preparazione da parte di Sbuda che in 2 giri ha praticamente sorpassato tutto il team H. Mentre c'è una grandissima lotta nelle retrovie perché sono in tre che hanno fatto la curva insieme, ci sono stati dei controsorpassi, ora vedremo meglio con la classifica. All'improvviso Matteo si sta accendendo questa gara, eh? Astrofave ha passato appunto Nicolo Z che poi ha perso un'altra posizione su App 121, però davvero, improvvisamente questa Silver 1 si è accesa. Sì, e ora Vendra è in grande difficoltà perché Vendra ora sta perdendo qualcosina dai primi due, sta perdendo le distanze, ma ora vedremo il ritmo che saprà dare Sbuda a questa gara, mentre Astrofab ha fatto un gran bel sorpasso. Non era facile perché abbiamo visto già nelle gare precedenti quanto rischio ci fosse nel girarsi in quei casi. Eh sì, perché appunto è un circuito molto tecnico questo qui di Chioggia Kart su questa configurazione e tentare il sorpasso forse è un po' più facile, ma quindi aumenta anche un po' il livello di rischio di creare dei contatti, fare testa a coda e perdere davvero tanto tempo. L'abbiamo visto nelle primissime fasi di gara con Jerry 95 che era partito nelle prime posizioni della gara e poi purtroppo abbiamo visto un suo errore andare addirittura sull'erba e quindi poi crollare in 10ª posizione. Però si è completato il giro numero 16 e si sta iniziando il 17esimo giro con Esbuda che ha preso qualche giro fa il comando della gara con Emil Thomas che lo sta tallonando in seconda posizione. Vendra che, come dicevi te Matteo, sta perdendo qualcosina, qualche decimo al giro e forse non riesce a tenere il ritmo con Esbuda e Emil Thomas. Poi abbiamo intravisto una bella battaglia che si può accendere per la quarta posizione tra Nico UK e Gino. Chissà se Gino può, sorpassando eventualmente subito Nico UK, avere forse il ritmo per addirittura prendere eventualmente poi la terza posizione di Vendra e magari appunto sognare un bel podio. Di prendere i primi tre non credo sia negli obiettivi in questo momento di Nico UK e Gino perché il distacco è veramente importante, mancano solo 8 giri al termine, quindi vedremo se ci sarà la possibilità quantomeno di vedere un sorpasso tra Nico UK e Gino.
Comunque, Matteo, è una gara molto alta di livello, questa qua della categoria C Silver 1, perché comunque stanno girando costantemente tutti i kart quasi sotto il 38. Ci sono, andiamo da Esbuda fino al sesto, settimo classificato che girano in 38 alto, e quindi è una gara davvero di alto livello anche per quanto riguarda i giri sul giro, i tempi sul giro. Però intanto vedo Gino che, come vi anticipavo prima, si vedeva che aveva più ritmo di Nico UK e ha compiuto il sorpasso, e quindi ora è salito in quarta posizione, e vediamo se riuscirà a guadagnare qualche decimo di secondo su Nico UK, concentrarsi sul ritmo gara e magari ricucire il distacco sui primi tre. La vedo un pochino difficile sinceramente, visto Quel che ritmo che Sbuda sta imprimendo alla gara ed è molto alto perché Emil Thomas fa fatica a tenere il passo, così come fa ancora più fatica Vendra. eh sì, infatti Emil Thomas si sta leggermente staccando, non è ancora proprio staccatissimo, però lo si vede anche sul rettilineo lì in fondo che i primi tre ora sono abbastanza divisi. Le prime tre posizioni sembrano ormai in ghiaccio, mancano ormai meno di 7 passaggi al termine della corsa, con Esbuda primo, Emil Thomas secondo, Vendra terzo. Però, come dicevo prima, Esbuda sta imprimendo un ritmo davvero importante e sta mettendo a dura prova il duo del team S.H. E Gino, attenzione, che si deve anche difendere da un eventuale controsorpasso da parte di Nico UK, che ha tentato di approfittare di un piccolo errore da parte di Gino dopo il tornantino destro, però per fortuna Gino si è difeso. Però intanto vediamo là in fondo comunque una bella battaglia per la settima, ottava, nona e decima posizione. Coinvolti Nicolo Z, da Nicolo Z a Jerry 95. Nicolo Z in realtà stanno lottando tutti per la sesta posizione perché in realtà è Ake che sta soffrendo la pressione di Nicolo Z. Nicolo Z è veramente molto vicino. Se ci Sì, lo potrebbe vediamo anche in provare. questo tornantino. No, purtroppo non riesce ad attaccare Ake. Poteva essere una buona occasione, come anche Nico UK poteva rispondere a Gino, ma poi la staccata, ha fatto una buona staccata Gino, e quindi poi Nico UK non ha poi potuto provare il sorpasso. Nel frattempo qua vediamo un piccolo contatto sulle barriere di gomma, però per fortuna non c'è stata nessuna conseguenza per un pilota in fondo alla classifica. E infatti Nico UK ha approfittato e quindi ha controsorpassato Gino per la quarta posizione, quindi probabilmente facendo sorpassi e controsorpassi Nico UK e Gino perderanno ancora più tempo, e quindi verosimilmente un sogno di andare sul podio e recuperare decimi secondi sui primi tre va un po' in frantumi. Però appunto anche, come dicevi te Matteo, è in difficoltà, perché ha perso addirittura 2 posizioni da Nicolò Z da EP 121. È in difficoltà, ma da qui alla fine può ancora succedere di tutto tra la sesta e la nona posizione perché sono veramente tutti lì attaccati. Però veramente stiamo assistendo a una bella gara. Sì, una gara di buona qualità, anzi di alta qualità da parte della categoria Silver 1, Matteo. Come dicevo prima, i tempi sul giro sono molto alti, molto interessanti da vedere. Però abbiamo visto anche delle belle battaglie. Intanto si è concluso il 24esimo giro, mancano ormai meno di 3 giri alla fine di questa gara della categoria Silver 1, con Esbuda che sembra che abbia preso quel gap necessario su Emil Thomas da Vendra per difendersi agevolmente e senza patemi nel finale di gara, con Astrofab che anche lui sorpassa Ake. Quindi Matteo, Ake davvero è in difficoltà e sta perdendo posizioni su posizioni. Però vogliamo dare un giudizio sulla gara di Esbuda, che sì, è primo, ha approfittato del duello che poi effettivamente in pista non c'è stato, però comunque il team H si è un po' buttato via, Credo che Sbuda sapesse di avere un passo diverso fin da subito perché notava che comunque
Emil Thomas e Vendra, sì, erano molto attaccati, ma facevano fatica a distanziare il resto del gruppone. Ci ha pensato Esbuda dopo il sorpasso ad allungare sui inseguitori. Eh sì, assolutamente sì, hai assolutamente ragione, però ora siamo nel corso dell'ultimo giro e vedo lì il commissario espone la bandiera scacchi per Ace Buddha che transita per primo, Emil Thomas secondo, Vendra terzo, questo è il podio della categoria Silver 1. Nel quinto appuntamento del campionato 2023 di Amici Kart del Triveneto a Chioggia Kart con Gino che nel finale riesce a sopravanzare di nuovo Nico UK, quindi è stata davvero una bella battaglia quella per la quarta e quinta posizione. Poi Nicolo Zetta, Ep121, Astrofab, Ake, Jerry95 a completare la top 10. Si mette con questa, sto finita. E allora Matteo, siamo pronti a viverci le ultime due gare con le categorie Gold? Perché nella Gold 2 Giulia ha fatto la pole position in 38.5 e poi ti dico qualche dato in più su questo speciale tempo. Poi abbiamo Mionito 93, Velvet Thunder, Under 08, Ventranda Davide 05, poi abbiamo Scarse 08, Zanda, Scorpion, Miro, AD04, ma per tutti Burnout, abbiamo Bulldog, Ninja e poi a chiudere la griglia Erika che non ha disputato le qualifiche, ma anche in questo caso, quando ho detto la griglia di partenza, sono già tutti partiti, con Giulia che dopo le prime tre curve mantiene la prima posizione con un bel margine su tutto il gruppone, mentre invece Erika è partita dalla pit lane e quindi sopraggiungerà fra poco tutto il gruppone, però abbiamo già il gruppo spaccato in due con i primi 2, 4, 6 mi pare 6/7 piloti per battagliare eventualmente per la vittoria e poi tutto il resto per battagliare per la 8ª/9ª posizione. Quindi completato il primo giro con Giulia in prima posizione, Velvet Thunder che sale in seconda posizione, Meonida 93 che scende in terza, poi abbiamo Andrea 08 che mantiene la sua quarta posizione, poi abbiamo Scarzi 08, GT Zanda, Miro, Ninja e sono saliti rispettivamente in quinta, sesta, settima, ottava posizione. Poi abbiamo Scorpion che è sceso in nona posizione come Veteran David 03. Poi abbiamo Burnout e Bulldog in undicesima e dodicesima posizione, mentre invece Erika, attenzione, abbiamo una bandiera gialla con un car che si è girato. Attenzione Matteo, abbiamo già un primo colpo di scena in questa Gold 2. Sì, si è girato, ma attenzione alla lotta lì davanti perché Andrea 08 è passato in seconda posizione. Diciamo si sono modificate quasi tutte le posizioni. Eh sì, vediamo dalla classifica che Andrea 08 ha conquistato la seconda posizione su Velvet Thunder, ma Meonida 93 è lui che si è girato e quindi è sceso così in 13ª posizione. Ora vediamo un po' a livello visuale dov'è, lo vediamo lì nella parte centrale della pista e quindi dovrà recuperare tantissimo tempo, mentre invece Giulia del team Capeta sta prendendo il largo sugli altri e quindi Matteo, per il momento Giulia le primissime fasi di gara sono interessanti.
Si prospetta una gara interessante perché abbiamo visto già delle bagarre nei primi giri, anche se non sono vicinissimi i piloti tra di loro, tranne magari gli ultimi che sono un po' più vicini, a parte Meonida 93, Eh, che qualche difficoltà la sta avendo, a pensare che è partito secondo, se non erro, e si trova ultimo, sì, grazie a confermo. quell'errore. Sì, confermo che Mionida 93 era partito addirittura in seconda posizione, quindi parliamo della prima fila e adesso si ritrova in 13ª posizione, quindi potete capire, amici del kart del Triveneto, che come un errore, e anzi in questo caso un testa a coda nei primissimi giri, possa compromettere tutta la gara, e quindi adesso Mionida deve fare una gara di ritmo e di completa rimonta per almeno agguantare la top 10. Purtroppo le zone alte della classifica sarà un pochino dura, però ci deve provare, almeno a rimontare per la top 10. Mentre invece Vedran David invece ha passato Miro e quindi è salito in ottava posizione. Vedran David che appartiene al team runner, però anche cioè, come abbiamo potuto commentare un po' in queste gare nel Chioggia Kart, abbiamo i classici gruppetti per le battaglie delle singole posizioni, mentre invece le prime fasi iniziali di gara, i primi tre, sembrano distaccati tra di loro, Matteo. Intanto Ninja è andato in quinta posizione scavalcando GT Zanda. Eh, Devo dire che la gestione della gara dei primi mi sembra tranquilla, con Giuli che sta provando ad allungare. Eh sì, ha provato a allungare perché poi sta continuamente girando in 38 alto, soprattutto sul 38,8. È già tipo il terzo o quarto giro consecutivo che Giuli gira in 38,8. Quindi parliamo proprio di come Hammer Time proprio, vuol dire che giri proprio su quel ritmo lì. E quindi non ce n'è poi per nessuno. Andrea 08 invece non riesce al momento di tenere il ritmo e ed è in seconda posizione come Velvet Thunder, che dopo aver scavalcato Scarse 08 nelle primissime fasi di gara è lì in terza posizione, mentre invece Scorpion fa il sorpasso GT Zand e conquista la sesta posizione come Bulldog su Miro per la nona, e quindi quindi a centrogruppo abbiamo delle belle battaglie, quindi dobbiamo magari concentrarci un po' lì per vedere dei bei sorpassi, delle belle battaglie, mentre invece nei tre di testa Giulia sta mantenendo un ritmo forsennato e quindi GT Zanda perde ancora un'altra posizione, adesso scende in ottava, quindi Matteo, GT Zanda è un po' in difficoltà in questa prima parte della categoria Gol 2. In grande difficoltà, dovrebbe aver perso probabilmente quel passo dopo una partenza comunque tutto sommato buona, poi ha fatto fatica a reggere il ritmo dei primi, forse ha azzardato anche un po' troppo per raggiungere i primi tre barra 4, e allora ha perso un po' di ritmo. Eh sì, intanto avevo visto nel giro precedente che Mionida ha conquistato la 12ª posizione, però vediamo un bella bagarre per la 11ª, quindi con Erika anche coinvolta, quindi vediamo se Mionida 93 riesce a recuperare un'altra posizione, mentre invece ho visto che si è tentato un sorpasso, sono lì, sono tutti lì, tre, per la battaglia per la 11ª posizione. Ma che bella battaglia stavo vedendo, Matteo, per la 11ª posizione con Erika anche coinvolta, che ricordiamo è partita dalla pit lane, Erika. Sono tutti piloti che hanno lo stesso passo, e quindi giustamente azzardano, anche perché arrivare decimo, arrivare undicesimo cambia poco, quindi Sì, sì, non conta tanto vale moltissimo proprio. alla fine, conta soltanto per il bello di vedere dei bei sorpassi e anche per insomma divertirsi, ecco, finire 10-11esimo, come dicevi te Matteo, conta relativamente poco. GT Zanda per la cronaca perde un'altra posizione e scende così in nona posizione, però stiamo ormai entrando verso
la seconda parte di gara con Giulia ancora al comando, Andrea08 in seconda posizione, Velvet Thunder in terza posizione, mentre invece via via tutti gli altri le loro posizioni rimangono immutate, quindi abbiamo paradossalmente un giro di respiro, perché fino a questo momento abbiamo vissuto dei bei duelli, non tanto più sulla parte alta della classifica, ma per quanto riguarda la parte centrale e anche negli ultimi piloti, dove si dà in battaglia per la 11ª posizione. Anche in questo caso, su questo tornante, vediamo delle belle battaglie con dei sorpassi continui, anche frutto del fatto che finalmente, Matteo, stiamo commentando delle gare su pista asciutta. Questo sicuramente fa la differenza, gareggiare sull'asciutto, perché permette di avere più grip da parte delle monoposto, dei go-kart, scusate, e, e quindi permette anche di avere più aderenza e riuscire ad avere un maggior controllo in trazione. Assolutamente sì, sono d'accordo con te. Poi le traiettorie possono anche essere abbastanza, come in questo caso, all'esterno, che poi diventa interno. E poi vediamo l'aggiornamento della classifica, perché davvero la battaglia per la 11ª posizione si sta infiammando. So che vale appunto solo per la 11ª posizione, però vale solo per l'onore. Guardali che stanno passando ora sul traguardo, che stavano battagliando tra di loro con Burnout, che è salito in 11ª posizione. Invece Erika e Meonida 93 invece sono scesi in 12ª e 13ª posizione, mentre invece abbiamo avuto un sorpasso, se non erro, di Scarse 08, ma poi magari andiamo a vedere l'aggiornamento della classifica, con Andrea 08 che si è leggermente avvicinato nei confronti di Giulia. Quindi in questo momento il passo di Andrea 08 sembra un migliore rispetto a quello di Giulia, quindi sì, le due di testa si sta rincompattando e possiamo vedere un bel duello per la prima posizione, mentre invece Scarzi 08 ha difeso la sua quarta posizione alla grandissima, e quindi dall'attacco di Ninja e da Scorpion, che lo stanno tallonando da diversi giri, mentre invece Andrea 08 è abbastanza francobollato sul posteriore di Giulia, quindi potremo vedere un bel duello tra il team Capeta e tra il team FTR, mentre invece Velvet Thunder si è staccato in maniera anche vistosa dai primi due. Però quindi, Matteo, possiamo davvero vivere una bella battaglia per le prime due posizioni. Si è riaccesa la gara in questo momento, mentre ho appena intravisto un sorpasso, mi sembra proprio le prime posizioni. Ora vediamo, ma no, in Vediamo. realtà erano le ultime posizioni dove c'è stato il sorpasso. Sì, perché si stanno divertendo là dietro, con Erika, Meonida 93, che stanno cercando di recuperare tempo. E intanto Scarte 08 ha perso delle posizioni ed è sceso in sesta posizione, mentre invece Ninja e Scorpion salgono in quarta e quinta posizione. Quindi avevo anche un pochino intravisto delle difficoltà di Scarte 08, mentre invece Meonida ha passato Burnout per la 11ª posizione. Erika invece rimane ultima in questa gara della categoria Gold, però vedo davvero vicinissimo. Attenzione, vedo un contattino tra Erika e Burnout. Vediamo se poi a fine gara ci saranno delle azioni da parte dei commissari. Forse Burnout ha stretto leggermente troppo Erika, però poi staremo a vedere. Nel frattempo Scorpion ha passato Ninja per la quarta posizione, ma Giulia e Andrea 08 stanno imprimendo un ritmo importante. Ormai sono vicinissimi e si può inscenare da qualsiasi parte, a qualsiasi secondo, la battaglia per la prima posizione. Io vedo sempre quella curva 12 dopo il grande rettilineo per la staccata di curva 12 un buon punto di sorpasso, Matteo. È un ottimo punto di sorpasso, mentre abbiamo visto una curva dove c'era l'inquadratura che erano praticamente in quattro attaccati, c'è stato anche un sorpasso proprio Bulldog su Ninja. Sì, perché alla fine stiamo vedendo una bella battaglia tra la quinta, la sesta
e la settima posizione, con Bulldog che ha passato Ninja per la quinta, Veteran David 05 invece rimane lì in settima posizione, Scart 08 ne perde altre posizioni e finisce in ottava. E quindi Matteo, anche come nella gara della Silver 1, si sta improvvisamente accendendo anche questa della Gold 2. Sì, ci ha messo un po' più di tempo ad accendersi, ma ora vedremo una gara che avrà tutto da dire nel finale, mentre sto guardando da diretto interessato Andrea 08 perché è veramente attaccato a Giuli. Ora vedremo se ci proverà qua, ma diciamo che Giuli per il momento si sta difendendo abbastanza bene. Intanto vedo un bel trenino, quello dalla sesta posizione fino almeno alla nona. È un bel trenino e quindi possiamo vedere davvero dei bei duelli in questi ultimi giri della Gold 2. Nel frattempo Giuli e Andrea 08 hanno compiuto un altro giro insieme con Velvet Thunder, che non ne stiamo parlando tantissimo perché è lì da solo, in mezzo alla pista, bello tranquillo per la sua terza posizione, quindi lui è assolutamente tranquillo in questo momento e sta gestendo la sua posizione sul podio, mentre invece Veteran David ha passato ed è finito in sesta posizione. Però ripeto, quella fila, quel gruppettino lì che compone dalla sesta posizione fino almeno alla nona, alla decima, è molto interessante, quindi dobbiamo tenerla d'occhio assolutamente. Con Ninja che invece ha preso qualche metro di margine sugli altri e quindi ora è in quinta posizione. Però intanto vediamo Meonida 93 in undicesima posizione risalire qualche decimo di secondo su Miro, e quindi possiamo forse vedere una bella battaglia anche tra Meonida 93 e Miro per la decima posizione. Dicevo appunto prima che l'obiettivo di Meonida 93 è quello di, appunto, di rientrare in top 10, e vediamo se in questi ultimi 5 giri riuscirà a ottenere questo obiettivo o meno, mentre nel frattempo Andrea 08 non sta trovando mosse utili per passare Giuli. Cioè Giuli sta facendo davvero un'ottima gara, se non eccellente, perché sta anche difendendo molto bene. Intanto vediamo un bel sorpasso, una bella staccata sul tornante destro. Poi vediamo dalla classifica come chi ha fatto effettivamente il sorpasso. Se non erro dovrebbe essere Veteran David, dovrebbe, forse, poi staremo a vedere. Però Matteo, dicevo prima che Giuli sta facendo un'ottima gara, se non perfetta, di difesa, più che altro nei confronti di Andrea 08. Sta facendo una grandissima gara, ma anche Andrea 08 non sta correndo per niente male perché comunque ricordiamo che inizialmente il distacco era sicuramente non semplice da colmare perché Giulio stava spingendo. Ora Andrea 08 ha provato a fare il suo passo ed è lì vicino. Intanto Meonida 93 è salito non in decima posizione, ma addirittura in nona posizione, perché Bulldog è sceso di parecchio, e quindi possiamo poi vedere adesso dalla classifica in che posizione precisamente si trova Bulldog, perché forse ha fatto un piccolo errore, non l'abbiamo visto sinceramente dalle inquadrature. Però adesso che si aggiorna la classifica vediamo un po' dove è finito Bulldog. Se non erro l'avevo intravisto forse in undicesima posizione, così è. Però intanto abbiamo Meonida 93 che è salito in nona posizione con Miro in decima, e quindi in precedenza poi Meonida 93 ha fatto il sorpasso su Miro, e quindi obiettivo al momento raggiunto da parte di Meonida, quello di ricostruire in parte la gara e appunto finire in top 10. Intanto Giuli e Andrea 08 intravedono i primi doppiati. Questo a conferma del fatto che Giuli e Andrea 08 stanno facendo davvero un'ottima gara, Matteo. Stanno facendo un'ottima gara ed è già lotta a due da diversi giri. Siamo ormai nelle ultime curve di questa gara. Sì, perché ormai siamo all'ultimo giro con Giuli che si sta difendendo ormai da metà gara nei confronti di Andrea 08. Non gli ha neanche concesso uno spazio
per poter dare un'opzione di sorpasso ad Andrea 08. Ora solo sul rettilineo che conduce all'ultima chicane destra e poi sinistra. Vedo già lì il commissario con la bandiera scacchi con Giuli del Team Capeta che vince la categoria Gol 2 su Andrea 08 da solo. Velvet Thunder in solitaria conclude la corsa in terza posizione e ora dobbiamo attendere un bel po' per il quarto classificato. Sotto il traguardo transita Scorpion e poi abbiamo sul photo finish Ninja in quinta posizione con Veteran Davide, sesto GT Zanda in settima posizione, Scarse 08 in ottava. Bravissimo Meonida 93, ha ricostruito in parte la sua gara ed è finito in nona posizione. Poi abbiamo Miro in decima a completare la top 10, poi abbiamo Bulldog in undicesima a chiudere la classifica Erika, che ricordiamo non ha disputato le qualifiche, e poi a chiudere la gara della categoria Gol 2 abbiamo Burnout. Matteo, una bella battaglia per la prima posizione, però non abbiamo visto nessun sorpasso perché Giulia è stata semplicemente perfetta a non concedere neanche una chance ad Andrea 08. È stata perfetta Giulia nella conduzione di questa gara, non era facile con la pressione Andrea 08. Ma devo dire che i primi tre è vero che non ci hanno regalato spettacolo, ma sono stati veramente di un'altra categoria rispetto a quelli del resto della griglia. Da notare, Scarte 08 ha avuto 5 secondi di penalità ed è sceso in nona posizione, mentre invece Meonida 93 è salito in ottava posizione. E ci siamo ragazzi, siamo all'ultima gara di oggi, la Gold 1 con Roby LOL che parte primo, che ha girato in 38.618 a 150 millesimi, Gigio 93, poi abbiamo Albi, Dennis Criminal in seconda fila, Ali 17 Fra in terza fila, Rossi 96 e Giro 94 HC in quarta fila, poi abbiamo Veggo, Janet 16 in quinta fila e poi a chiudere la griglia Chobu e Rise. Roby LOL, abbiamo il longboard, anzi sono dimenticato, Rotto e Fonti in ultima fila, ma siamo partiti con l'ultima gara di questa categoria Gold 1 del Chioggia Kart con Roby LOL che ancora una volta è partito molto bene e quindi ha mantenuto la prima posizione, ma subito attaccatissimi abbiamo Gigio 93 e anche Albi che forse tenta dietro l'attacco, e forse c'è stato anche qualche contatto lì tra Roby LOL, Gigio 93 e Albi. Intanto non l'ho detto in fase di presentazione della griglia di partenza, ma anche Rotto e Fonti sono partiti dalla pit lane perché non hanno disputato le qualifiche, ma abbiamo già avuto dei primi contatti interessanti con Roby LOL in prima posizione che mantiene la leadership con Gigio 93 che mantiene la seconda posizione e Albi la terza posizione. Però Matteo, abbiamo già visto delle prime fasi di gara molto concitate attenzione, però forse c'è stato un contatto a centrogruppo nel frattempo. Matteo, È stata una bella partenza a livello di intensità perché abbiamo visto un bel gruppone formato a 10 piloti, tutti nel raggio di pochi metri. E intanto Roby LOL sta conducendo la gara, come vediamo dall'onboard, inseguito da Gio 93. Vedremo che impronta daranno i due piloti davanti in graduatoria alla gara. sì, nel frattempo vediamo Dennis Criminal del Team SME a passare Albi per la terza posizione, mentre invece Giro 94 HC e Rotto hanno conquistato la settima e l'ottava posizione, con Fra che è sceso in decima e anche Chobo che è sceso in ultima posizione, mentre invece Rossi 96, Fonti e Rise sono saliti rispettivamente in undicesima, dodicesima e tredicesima posizione. Neanche il tempo di dire che la classifica completa, che Roby LOL completa un nuovo giro, ha completato il secondo giro, adesso è in lizza per completare il terzo giro con Albi che ha effettuato il controsorpasso
ed è salito in terza posizione nuovamente nei confronti di Dennis Criminal. Beh ragazzi, e anche Matteo, possiamo vedere davvero un bel duello, e lo vediamo da questa inquadratura per la terza posizione, sono almeno un 3-4 per conquistare il piazzamento sul podio. Sì, sono tutti lì i piloti con Roby Loll che sta già iniziando ad avere un buon distacco, poi dalla terza posizione fino alla sesta, settima, mettiamoci dentro anche Rotto, stiamo vedendo una bella gara e potremo assistere a una gara veramente molto importante. Eh sì, possiamo assistere ad avere una bella battaglia per la terza posizione. Infatti Dennis Criminal voleva fare una cena di attacco, ma non c'è riuscito nei confronti di Albi. Quindi diciamo che possiamo vedere una bella battaglia per la terza posizione, ma anche comunque a centro gruppo e anche nelle ultimissime posizioni possono essere protagonisti i piloti per dei bei sorpassi e anche delle belle battaglie. Infatti Rotto ha passato Veggo ed è salito in sesta posizione. Anche Rise del team JRT è passato in 12ª posizione, mentre invece Fonti è sceso in 13ª posizione per il team CTR 99. Però appunto Roby Loll sta già andando via e quindi sta già creando quel gap importante per essere tranquillo e non essere protagonista di battaglie che possono eventualmente dar fastidio e perdere concentrazione ai piloti. E intanto Dennis Criminal ha passato di nuovo Albi e quindi vedremo sorpassi e contro sorpassi a ripetizione per la terza posizione. Però Matteo, cioè, un giudizio al momento su Rubilolle l'abbiamo dato, però c'è anche Rotto che è salito in quinta posizione e che comunque era partito lontanissimo, addirittura dalla pit lane, dall'ultima fila. Ottima gara di Rotto che ci ha sempre fornito comunque ottime prestazioni nel corso dell'anno, non ci ha sicuramente smentiti, anzi quasi ci sta impressionando quest'oggi, tanto Rotto addirittura quarto e ora vuole andare a prendersi una posizione sul podio. Assolutamente sì, perché addirittura è passato in quarta posizione ed è lì tallonato che tenta l'attacco e ce la fa nei confronti di Dennis Criminal. Ma che gara sta facendo Rotto, amici sportivi del kart del Triveneto. Cioè Rotto per me in questo momento è l'MVP assoluto della Gold 1, perché sta facendo un garone, Matteo. Straccione ora sembra averne anche per andare a prendere quantomeno Gio 93, anche se sarà comunque difficile perché sia Roby Loll che Gio 93 sono due ottimi piloti. Vedremo se Rotto riuscirà nell'impresa di lottare per il primato. Però davvero è stato anche un bel sorpasso, bello pulito sul tornantino sinistro in curva 6 se non ricordo male. Però davvero ottima gara da parte di Rotto e Dennis Criminal che invece deve riagguantare assolutamente il piazzamento d'onore sul podio. Nel frattempo on board con Roby Loll, il leader di questa categoria Gold 1. Seguiamo intanto l'onboard di Roby Loll che sta, sta guidando in maniera molto pulita, con buon passo. E Giro 93 è ancora un po' distanziato, vedremo se riuscirà a tenere il ritmo tutta la gara, Roby Loll. Assolutamente sì, vediamo poi Roby Loll che guida molto tranquillo, consapevole dei propri mezzi, quindi c'è davvero, al momento Roby Loll sta anche effettuando delle traiettorie molto pulite, lo possiamo vedere appunto da questo onboard, proprio tranquillissimo, padrone proprio del suo mezzo e non sta neanche rischiando di andare sul cordolo, si tiene ben lontano da andare sul cordolo, però in questo momento Roby Loll sta facendo davvero una bellissima gara, proprio una gara da leader incontrastato di questa categoria Gold 1. Però dobbiamo anche tenere d'occhio la gara di Rotto, perché forse è arrivato sulle code di Gigio 93 e quindi possiamo assistere a una bella battaglia. Anzi, Rotto
che non abbiamo visto l'inquadratura del suo sorpasso su Gigi 93, è salito in seconda posizione. Ma che gara sta facendo Rotto, ragazzi? Cioè, sta facendo un garone, e lo ricordo, era partito da lontanissimo Rotto, non era proprio nelle primissime posizioni della griglia di partenza, quindi c'è davvero ottima se non grandiosa gara di Rotto. Nel frattempo, vedendo un po' le posizioni di bassa classifica, Rossi 96 ha passato Cenez 16 per la 10ª posizione, però anche in questo caso comunque buona gara da parte di Rossi 96, che ha passato appunto Cenez. Però dai, vogliamo vedere la battaglia tra Rotto e Robilol, sinceramente, dai, vedere Rotto battagliare per la vittoria sarebbe qualcosa di clamoroso, Matteo. E ci sta provando con tutte le energie che ha in corpo, perché veramente sta guadagnando su Robilol. E Giglio 93 fa fatica a tenere il passo di Robilol e Rotto, e attenzione perché Rotto ora si sta avvicinando in modo importante con le proprie ruote vicino a quelle posteriori di Robilol. Vedremo cosa ne produrrà la gara. E intanto bisogna anche tenere d'occhio la battaglia per la 4ª posizione, perché Dennis Criminal, Albi e Ali 17, come vediamo in questa inquadratura, sono tutti attaccati, e quindi si può inscenare un bel duello tra questi 3 piloti, appunto per la 4ª posizione, per la medaglia di legno, come si suol dire in questi casi. Però Robilol ha completato metà gara in testa alla corsa, e vediamo se Rotto riuscirà a mettergli un po' di pressione e magari indurre a qualche sbavatura, perché in questo momento Robilol non ha fatto nessuna sbavatura. E vediamo un po', perché adesso con la sottopressione leggera in questo momento di Rotto, Robilol sta guidando ancora in maniera perfetta e pulita, però eventualmente con Rotto alle calcagna, che l'abbiamo visto poco fa nell'onboard appunto di Robilol. Attenzione, tenta la staccata! Che staccata da parte di Rotto! Ha fatto una bella staccata di curva 12 dopo il rettilineo Rotto, e quindi ora passa al comando Rotto, Robilol secondo, e adesso Robilol dovrà impostare tutt'altra gara, Matteo. Ora gli toccherà fare una gara diversa da quella fatta finora, perché ovviamente deve inseguire, mentre ora vedremo se Rotto avrà la forza, dopo una rimonta pazzesca, di provare a tenersi a prima posizione. Ma che gara sta facendo Rotto? Cioè, ma lo stiamo ribadendo dall'inizio. Cioè, Rotto non partiva così avanti in griglia di partenza, nel senso che ha dovuto rimontare un sacco, e adesso addirittura prova il tentativo di fuga nei confronti di Robilol, e quindi sta già guadagnando quei 4-5 decimi necessari per poter guidare tranquillo e senza alcuna pressione dal pilota dietro. Però davvero gran gara di Rotto. Nel frattempo Dennis Criminal mantiene la sua 4ª posizione per il team SME o SME, come preferite voi, mentre invece Gigi 93 si è staccato in maniera importante nei confronti dei primi due. Però in questo momento il podio recita Rotto in prima posizione, Robilol in seconda posizione e Gigi 93 in terza posizione. Però vediamo comunque sempre una bella eventuale battaglia per la 4ª posizione, perché Dennis Criminal, Albi e Ali 17 sono letteralmente francobollati. Mentre Rotto sta conducendo molto bene la gara, mentre lì c'è un sorpasso, no? Alla fine No, non arriva il sorpasso. assolutamente no, non arriva il sorpasso, anzi addirittura c'era il kart che ha perso un minimo anche l'anteriore e ha rischiato di fare il testacoda il pilota, ma per fortuna è riuscito senza problemi a riprendere il kart la sua via, mentre invece alle 17 ha passato Albi, e quindi sarà ora lui a provare a provare il tentativo di attacco nei confronti di Dennis Criminal per la 4ª posizione. E Matteo, scusami, prima ti ho interrotto. No, dicevo che
Ora Rotto ci sta provando ad allungare, lo sta facendo molto bene. Io vorrei anche sbilanciarmi dopo che abbiamo visto 5 gare della Gold quest'anno. Io devo ammettere che Rotto è uno dei migliori piloti che c'è in questo momento in circolazione, non per oggi, ma in generale perché ha sempre disputato delle grandissime gare. È un pilota molto di continuità, diciamo che difficilmente fa una gara benissimo e l'altra malissimo, riesce sempre magari a fare quello step in più ogni gara. Ora vedremo come concluderà la stagione, indipendentemente dalla posizione in cui arriverà. Rotto è veramente uno dei piloti migliori in go-kart in questo momento. E lo sto confermando anche in questa gara del Chioggia Kart nella configurazione del fast track. Perché, ripeto, cioè io continuo a sottolineare questo dato. Però Rotto non partiva così avanti, partiva dalle retrovie, e vederlo così in prima posizione, allungare su Roby Loll, che non è proprio l'ultimissimo arrivato, colpisce davvero. Quindi davvero, fino a questo momento Rotto sta facendo semplicemente un'ottima gara, ma chi sta facendo un'ottima gara è anche Gigio 93, che comunque sta mantenendo la sua terza posizione, che comunque sta facendo un bell'andare, perché comunque non sta facendo rimontare il gruppettone per la quarta posizione, ovvero sto parlando di Dennis Criminal ai 17 e di Albi, però comunque tiene lì sotto tiro abbastanza Roby Loll. Quindi comunque bisogna, secondo me, sottolineare anche la gara di Gigio 93, mentre invece Dennis Criminal mi aspettavo qualcosa di più, devo essere molto sincero, perché sì, ok, è in quarta posizione, però fino a questo momento non ha mai dimostrato di avere un buon passo, o comunque le capacità per implementare un po' il suo ritmo, per alzare il ritmo e di, insomma, andare via nei confronti di Ali 17 e Albi, e magari avvicinarsi un pochino a Gigio 93 per fare la battaglia, inscenare la battaglia per il terzo posto. E nel frattempo vediamo ancora belle battaglie, e anche per la quarta posizione sempre, ma ormai è così da tutta la gara. Però Matteo, visto che stiamo arrivando un po' a fine anche della Gol 2, cioè questa gara per il momento, questa gara finale all'interno del Chioggia Kart ci sta facendo molto divertire. Molto spettacolare come gara. Devo dire che i primi tre comunque hanno quasi sempre tenuto lo stesso ritmo. Se non fosse per Rotto che poi si è unito alla festa, e possiamo dire che ha rotto tutti i tempi in quei casi, perché Questa è una citazione, questa me la devo segnare, assolutamente, che ha rotto tutti i tempi. è stata comunque una grandissima gara, perché voi pensate solamente se Rotto fosse partito in prima fila. Penso che avremmo assistito a una gara molto più noiosa, perché probabilmente avrebbe dato, non dico un giro di differenza a Roby Loll, ma mezzo giro sicuro per quasi tutta la gara, se questo è il passo che abbiamo visto. Eh sì, perché dall'onboard di Roby Loll vediamo che Rotto sta facendo letteralmente quello che vuole. Perché ha allungato di parecchio, ora ha circa 2 secondi di vantaggio su Roby Loll. Però appunto, come dicevi te Matteo, se Rotto partiva in prima fila, la maggior parte dei piloti in griglia oggi non avrebbe compiuto i 27 giri previsti, ne avrebbe compiuti minimo 26 per me. Mi ricorda un po', ora, ovviamente non c'entra nulla perché questi sono i go-kart, ma oggi ha dimostrato quasi come succede in Formula 1 con la superiorità di Max Verstappen, quasi ha ricordato la stessa cosa, che può partire in qualsiasi posizione, che tanto poi sa di poter competere per vincere la gara.
in qualunque condizione tra l'altro. Però nel frattempo siamo nel corso dell'ultimo giro e quindi vediamo in fondo rotto affrontare il rettilineo. L'ultima chicane, la 12, adesso la 13 e poi bandiera a scacchi con Rotto che vince meritatamente la categoria Gold 1 al Chioggia Kart. Roby LOL secondo, Gigio 93 in terza posizione a completare il podio. Poi abbiamo Ale17 per il team JRT in quarta posizione. Poi abbiamo Dennis Criminal che rimonta nel finale una posizione nei confronti di Albi in sesta. Poi abbiamo Giro 94 HC in settima posizione. Poi abbiamo Veg ottavo e poi abbiamo Rossi 96 e di conseguenza poi abbiamo tutto il resto della griglia dei piloti a completare la gara con gli stessi giri di Rotto, che letteralmente ha dominato questo Gran Premio, che ha stabilito inoltre il giro più veloce in gara in 38:152, ha girato 2 decimi meglio rispetto a Roby LOL, rispetto al tempo migliore sul giro. Questo a denotare il fatto che davvero Rotto del team Spider Pork ha letteralmente dominato la gara della Gold 1 e abbia meritatamente vinto questa corsa. Beh Matteo, siamo arrivati alla fine anche di questo appuntamento alle Chioggia Kart. Quale gara a te è piaciuta di più? Diciamo che per come si è conclusa, per lo spettacolo che possono assistere anche da casa, direi che Silver 2 probabilmente è stata la gara migliore, però Rotto ha fatto qualcosa di pazzesco. È stato un weekend impressionante, un weekend di dimostrazione di un pilota che secondo me farà parlare di sé, Rotto. E quindi adesso vi lasciamo con le immagini che scorrono sul pod delle varie categorie e quindi poi ci ritroveremo per il prossimo appuntamento con gli amici kart del Triveneto sul circuito di Poposa per il sesto appuntamento del campionato 2023. Ringrazio tantissimo Matteo Capone per avermi accompagnato in questa telecronaca del Chioggia Kart. Ciao a tutti, ciao ragazzi, alla prossima. E anche da Luca Malaspina e dal team di CTS Sport è tutto. E allora al prossimo appuntamento con gli amici kart del Triveneto.